Buonasera cari telespettatori, ben ritornati alla nostra diretta del martedì sera. Grazie di essere qui con noi e ai nostri ospiti. Ve li presento subito e poi entriamo nel merito specifico del tema della serata. Ben arrivato qui con noi Remo Sernagiotto, assessore alle politiche sociali della Regione del Veneto. Grazie di essere qui con noi, assessori. Ben arrivato anche Franco Piacentini, presidente comitato INPS del Veneto e poi del Dipartimento Welfare CGIL. Grazie anche a lei. Ben arrivato a Claudio Sinigaglia, consigliere regionale e vicepresidente della quinta commissione in Regione del Veneto. Buonasera anche a lei consigliere, e Antonio Cusin, segretario provinciale FNP CISL Padova, sindacato pensionati del Veneto. Grazie anche a lei. E allora parliamo di pensioni, lo facciamo un po' a grande richiesta. Mi è capitato anche recentemente che alcune persone per strada, proprio casualmente, mi abbiano fermato e mi avevano detto: voi dovete assolutamente affrontare questo tema, è urgente, è importante. Testimonianze di persone, una 55enne, un'altra 62enne, un altro 50enne che sono stati lasciati a casa dopo un periodo di mobilità, l'azienda in crisi, insomma senza posto di lavoro e senza aver maturato anche i minimi per la pensione. Paura, spavento, si rivolgeranno naturalmente al sindacato, vedranno cosa si può fare in questo periodo anche particolare di finestra, però giustamente la riflessione viene da farsi e in futuro, una volta che tutto sarà approvato, che la fase 1, fase 2 e così via della manovra Monti saranno giunte al termine, una fase di stabilità, che cosa succederà a persone che usciranno ineluttabilmente per una ragione o per l'altra dal mercato del lavoro controvoglia, ma perché magari non sono più produttive, perché l'azienda è una piccola realtà, non riesce più a fatturare a sufficienza, è in crisi e non avranno maturato i minimi per la pensione. Il sistema previdenziale, il sistema sociale sarà in grado di reggere queste situazioni e qui entra anche il ruolo dell'assessorato regionale della Regione del Veneto come di altre regioni d'Italia, perché a questo punto si diventa, tra virgolette, come mi sottolineavano queste persone, dei pesi per la società, ma i propri genitori sono troppo anziani, i propri figli sono precari della società. E che cosa succede? Che cosa si verifica? Intanto, notizia di quest'oggi, uscita alle 13:30 come ANSA, il sistema pensionistico ora è finanziariamente sostenibile, questo dice il Ministro, e non sono più richiesti grandi sacrifici ai giovani e alle generazioni future per onorare le promesse fatte alle precedenti generazioni. Questo ha detto appunto il Ministro del Lavoro. E la riforma delle pensioni è fondata sulla equità e non solo sul rigore finanziario. Allora, queste le riflessioni che nascono da domande dei nostri ascoltatori e sono molto importanti. Noi però siamo, oltre a questi ospiti in studio, abbiamo un altro collegamento che per me è altrettanto significativo, perché parlavo con questa persona, voi sapete che abbiamo il collegamento sempre con Pordenone, proprio prima dell'inizio della trasmissione. E quindi ben arrivato anche Alessandro Vascotto del Partito Pensionati. Grazie di essere qui con noi, signor Vascotto. Grazie, buonasera. Ecco, e lo sottolineo al termine, proprio facendovi comprendere, perché lui ha detto: io non ho un ruolo istituzionale particolare, eccetera, ma il suo ruolo è invece proprio quello di osservatore, privato cittadino, pensionato o comunque è stato un lavoratore, una persona che può darci un po', fermare il nostro dialogo in studio come potete farlo voi da casa e quindi l'ago un po' della bilancia, signor Vascotto. Un arduo compito quindi da seguire, ma da dire giustamente la sua quando è il caso, quando ritiene opportuno farlo. Per cui la sua presenza quest'oggi è molto particolare e significativa. La ringrazio e saluto gli ospiti in sala. Grazie anche a lei. Allora, questo è il nostro parterre, naturalmente voi siete sempre presenti, siete i nostri diciamo, ascoltatori che avete il punto della situazione, potete intervenire finalmente perché avete richiesto voi di parlare delle pensioni, noi vi ascoltiamo, parleremo anche però del piano sociosanitario perché è stato approvato, anzi in corso di approvazione e definizione nella Regione Veneto e riguarda comunque anche sociale, riguarderemo alcuni aspetti del sociale nella Regione del Veneto e lo faremo a livello un po' estensivo con i contributi che voi potrete dare. I messaggi, come sempre, sono ben graditi. Partiamo per vedere un po' la situazione pensionistica a livello europeo, quindi seguiamo insieme il nostro contributo.
Sarà la Germania il primo grande paese europeo ad applicare la soglia dei 67 anni. Dall'anno prossimo, infatti, uomini e donne tedeschi dovranno attendere quell'età per potersi ritirare. Accettando una pensione più bassa si potrà però anticipare il riposo ai 65 anni, ma solo per chi potrà vantare carriere lavorative molto lunghe, superiori ai 45 anni. Come nella maggioranza dei paesi europei, non è previsto un meccanismo equiparabile alla pensione di anzianità italiana. In Francia la riforma delle pensioni risale allo scorso anno. Per avere il trattamento pieno oggi bisogna aspettare i 65 anni, ma l'età salirà gradualmente a 67 entro il prossimo decennio. Chi si accontenta di un assegno più basso oggi può lasciare il lavoro a 60 anni, ma anche questa soglia aumenterà progressivamente fino a quota 62. Il regime francese prevede però un gran numero di eccezioni che permettono pensionamenti anticipati. Chi ha cominciato a lavorare a 15 anni, ad esempio, oggi può andare in pensione a 56. L'età effettiva di ritiro del lavoro in Francia è la più bassa d'Europa. Il governo spagnolo ha riformato le pensioni nel giugno di quest'anno. Uomini e donne, per ottenere l'assegno pieno, devono lavorare 65 anni, ma da qui al 2027 l'età passerà a 67. Si potrà continuare a certe condizioni ad andare in pensione in anticipo a partire da 61 anni, perdendo però una quota significativa dell'assegno. Passando al Regno Unito, anche Londra ha riformato la previdenza a causa della crisi. Gli uomini oggi maturano i contributi a 65 anni, età a cui gradualmente arriveranno anche le donne entro il 2020. Ma l'età di pensionamento salirà nei prossimi decenni, fino ad arrivare a 68 anni nel 2044, facendo della Gran Bretagna il paese più severo tra i grandi d'Europa. Il paese più severo, però appunto non l'unico. Vediamo un attimo una cartina, se la regia la mette in onda, così possiamo avere un po' la panoramica. Eccola qui, questi sono i paesi, le riforme che sono state attuate, perché giustamente non tutti hanno la panoramica generale e ci si renda conto che non è l'unico, il nostro, ad aver agito sulle pensioni. Allora, Assessore, cominciamo un po' da lei. Una riforma attesa, ma è congrua secondo lei? Cioè ispirata a criteri di rigore ma equità, come dice il Ministro? Secondo me questa non è una riforma ma è una manovra. Spiego la differenza tra manovra e riforma. Noi abbiamo commesso errori negli ultimi 20 anni, tantissimi. L'esempio, lo scalone Maroni, che quando arriva Prodi lo cancella, che era molto più equo, molto più attento e anche in un tempo di non crisi economica dove pochi venivano espulsi a 50 anni. I giovani avevamo una disoccupazione, escluso il meridione, che è una disoccupazione che non si può neanche considerare tale, è un sistema, è un modello, ma nel nord Italia e il centro-nord Italia avevano una disoccupazione bassissima anche sulle nuove generazioni, sui giovani. E questi sono gli errori, perché in democrazia è molto difficile fare riforme. C'è sempre qualcuno che dice che non va bene, anche per interessi di parte, legittimi, ma interessi di parte. Poi gli ultimi 2 anni, da settembre 2008 in particolare, la grande crisi del lavoro, la grande crisi prima finanziaria, poi produttiva, paesi emergenti che sono già emersi ormai da 5-6 anni come Cina, India e altri che producono, siamo arrivati a questo punto, dove arriva un governo tecnico che io non lo amo tantissimo, però devo dire anche l'ultimo decreto, quello che ha firmato questa sera Giorgio Napolitano, ci voleva ancora più coraggio, però va verso una strada corretta. Quella sulle liberalizzazioni. Quella sulle liberalizzazioni. Allora, quando non si fanno riforme, è chiaro che un tempo lungo di 20 anni, 30 anni, porta alle grandi manovre. Le manovre sono manovre, non sono riforme che riformano camminando insieme alla comunità. Ed ecco il tempo difficile dove la solitudine delle persone porta 25 imprenditori per debito e per credito, non solo per debito e per credito verso lo Stato ha 70 miliardi di debito verso le imprese e noi imprese, io non sono una di quelle, ma noi imprese non abbiamo nessun strumento. Nello stesso tempo uno Stato diceva il convento è povero, i frati sono ricchi, invece qui il convento è povero e i frati stanno diventando poveri anche loro. In un momento come questo lo Stato si organizza con strumenti violenti come Equitalia, perché chi si deve difendere, che è il cittadino, non ne ha la forza di difendersi e non è il lazzarone
che evade le tasse, ma è chi non paga magari il canone RAI, chi ha poche cose, che si è giocato una vita per farsi un appartamento da 70 metri quadrati e che Equitalia, con gli avvocati pagati dai stessi cittadini, interviene. Guardi, partiamo dal presupposto che quelli che mandano le buste ad Equitalia con la polvere nera vanno messi in galera e buttate via le chiavi, perché non è così. Ma uno Stato democratico e forte capisce che non può agire, deve agire con gli evasori in modo pesante, ma con le famiglie, oggi in grande difficoltà. In grande difficoltà perché abbiamo costruito un modello capitalistico devastante. Ci danno, ma infatti dopo ci danno anche tutto questo. a 6 euro al mese, solo che quando abbiamo fatto 6 euro al mese per 40 non sono più 6, ma sono tanti soldi. Ecco, cioè tutto questo adesso nel tempo più difficile dobbiamo affrontarlo con coraggio, con forza di fare riforme, con la forza di non ascoltare qualche consigliere in quinta commissione dell'UDC, che a ogni riforma, Senigallia lo ascolto volentieri, che a ogni riforma vedono un pezzo di privilegio che gli viene meno e allora si battono con tutti gli strumenti, alle volte simpatici, alle volte poco simpatici. Chiarissimo, appunto, Claudio Senigallia, consigliere PD, non l'ho detto prima, comunque cosa ne pensa di questo? Poi sentiamo anche le rappresentanze sindacali. Sicuramente è una riforma più rigorosa che equa, tanto che il provvedimento che si chiama Mille Proroghe, che appunto sta per essere discusso a partire da oggi, prevede già dei correttivi per alcune categorie di lavoratori, i precoci, gli esodati, quelli che sono in mobilità o in cassa integrazione, proprio perché sarebbero stati fortemente penalizzati con un atteggiamento anche vessatorio, quasi incomprensibile, quindi sia i sindacati che alcune forze politiche, anche il PD, hanno fatto delle proposte di emendamenti proprio per correggere queste storture. Per esempio chi ha iniziato a lavorare ai 15-16 anni, che ha raggiunto adesso, deve raggiungere i 42 anni più un mese, più 2 mesi a seconda dell'età. Più 6 mesi. Però poi perdeva anche una quota di pensione perché se era lontano rispetto ai 62 anni perdeva una percentuale pro rata, veniva penalizzato anche sulla pensione. Quindi sono storture che bisogna correggere. Sicuramente è una riforma vigorosa, si passa al sistema contributivo, sparisce la pensione di anzianità. In un momento come questo il sistema contributivo è ben pesante. È ben pesante e chiaramente dà meno rispetto al sistema retributivo, perché se non mi sbaglio il sistema retributivo alla fine esci con il 90-95% della busta paga, col sistema contributivo arrivi attorno al 70% della busta paga adesso, tra qualche decennio per chi appunto ha iniziato a lavorare, adesso invece si parla del 55-56% della busta paga, quindi è sicuramente una riduzione rispetto a quello che si prende adesso, soprattutto chi ha misurato la sua carriera col sistema retributivo, perché chi entra con il contributivo, chi non aveva raggiunto i 18 anni nel 96, famosa riforma Dini, e quindi da quel momento entra il contributivo per chi appunto non aveva i 18 anni di lavoro a quell'anno. Quindi è una riforma vigorosa, a mio giudizio, molto rigorosa, con alcuni aspetti che mi auguro vengano corretti e verranno corretti. Sicuramente fa anche cassa e quindi non so, mi ricordo se nel 2016-2018 insomma il risparmio è di circa 20 miliardi complessivi in quegli anni, se non mi sbaglio, e dovrebbe, mi auguro, liberare risorse proprio per aiutare chi dovrà andarci, chi dovrà andare in pensione, chi magari ha perso il lavoro, chi ha bisogno di tutele sociali. Anche qui adesso è in atto una discussione sugli ammortizzatori sociali. E anche questo è un altro passaggio di questo governo molto delicato, no? La rivisitazione della cassa integrazione non è mica una cosa banale e né semplice da fare. Ecco. Quindi mi auguro che ci siano delle risorse che però vadano nella direzione, scusate, di aiutare chi è in difficoltà, chi ne ha bisogno, chi ha perso il lavoro, chi deve aspettare magari un po' di anni per andare in pensione. Però sembra che non ci siano grandi risorse, questo è il problema. Però sono necessarie. Io per esempio sono molto
arrabbiato, ma non solo con questo governo, chiaramente anche con il governo di prima, per l'azzeramento del fondo per non autosufficienza. Ma questo lo tocchiamo a dopo, livello nazionale, ma questo aiutava molto, perché so, sia per la domiciliarità, assegni di cura... ma dopo ci arriviamo a questo discorso, perché questo è estremamente importante. È chiaro poi che nel momento in cui hai un'aspettativa di vita che si alza, che è sempre più alta, e hai tante situazioni da affrontare di non autosufficienza o parziale non autosufficienza, il fatto che a livello nazionale non venga assolutamente pensato a un fondo per non autosufficienza che andava incrementato, non azzerato, è stato azzerato, non diminuito, azzerato. È chiaro che questo mette in ginocchio le regioni e poi i comuni e poi le famiglie e le persone. No? E le famiglie e le persone. Da questo punto di vista qua mi auguro che appunto è un periodo di crisi. Qual è il problema di questa riforma? Che è fatta in un periodo di crisi, di grande difficoltà, è questo che la rende ancora più pesante da accettare, perché ricordo chi ha iniziato a lavorare nel 52, andiamo a rischio di avere uno scalone di 6 anni qua, quindi questo è veramente pesante da questo punto di vista. Però ecco, rigore che dovrebbe portare dei risultati significativi per non andare in default, per non cadere nel baratro, ed è questo ecco, che alla fine salva fra virgolette la riforma, perché dici non vai ad annullare tutti i tuoi risparmi, a chiudere le banche. Stavamo finendo oggi nel baratro a pelo. Ma perché appunto lo spread è un po' recuperato, siamo a quota 400. No, ma infatti, ma sappiamo queste cose. Le borse hanno iniziato a respirare un po' di più. Se questi sono i risultati che hanno salvato l'Italia, allora accettiamo la riforma, facciamo qualche correttivo, però ecco, almeno abbiamo fatto a fin di bene. Così cosa ne dice questo riguardo? Io penso che anche chi mi ha preceduto abbia centrato il problema sostanzialmente. Se noi parliamo di riforma, significa che vogliamo rivedere la previdenza. Ma per rivedere la previdenza dobbiamo sapere che cos'è e cosa vogliamo da questa previdenza. Questa è una manovra appunto stop a capo. È vero che ha anche dei principi che si ispira a quelli che sono i tempi moderni, quindi il rapporto fra chi lavora, le persone che per fortuna diciamo, aspettativa di vita più lunga. Hanno un'aspettativa di vita più. Però queste sono cose, sono correttivi che potremo farli per la strada. Questa sa tanto di una manovra perché sicuramente siamo su una situazione drammatica, no? I pensionati lo sanno molto bene e hanno dimostrato sicuramente senso di responsabilità fino a questo momento. No, tanto è vero che non più tardi di 2 o 3 mesi fa parlavamo della perdita del potere di acquisto delle persone, delle pensioni, scusate, e adesso non solo non si tiene a prendere in considerazione, ma addirittura ti tolgono quella che è la perequazione automatica a chi ha 1.400 euro al mese, che significa, tradotto sui 2 anni di vigenza di questo tipo di operazione, circa un mese meno. Sì, questo è stato corretto subito, era 900, mi sembra. Ma ad ogni modo anche 1.400 ha questo effetto, insomma. Uno si trova su 2 anni circa con un mese di pensione in meno. Io sarei molto contento invece, e questo bisognerà farlo prima o dopo, quando riusciamo a dire che tipo di previdenza vogliamo fare. Fino a questo momento è vero che siamo presi da quelle che sono i correttivi di bilancio, il pareggio di bilancio, una cosa o l'altra, però è altrettanto vero che si va a pescare da chi è già in pensione o da chi ci deve ancora andare. E questo è un taglio, non è una previdenza. Questa è una manovra, come giustamente si diceva, nella quale, per carità, io capisco sia i lavoratori, perché voi sentite anche quello che è il sentore che sentono, sia i lavoratori che anche i pensionati lo hanno questo senso di responsabilità. Non bisogna che qualcuno ce lo venga a dire, magari è frutto di situazioni che si sono protrate nel tempo, dove noi da tempo già dicevamo ma guardate che bisogna fare qualcosa per lo sviluppo, ma guardate che... e siamo arrivati al patatrac. Avevamo anche noi una fiducia per quanto riguarda questo cambio di manovra, perché se non altro si ripartiva in qualche maniera con un altro tipo di ragionamento, no? Però sostanzialmente anche noi dobbiamo rivendicare il fatto che non siamo stati non solo ascoltati, ma nemmeno interpretati
e nemmeno saremo ascoltati. Assolutamente. Nel senso che... No, ecco, non ho chiarissimo questo, ma poi torniamo. Questa è la situazione. Piacentini, a lei la parola, che se dopo torniamo anche con lei perché c'è la pubblicità che incombe, però mi interessa anche per fare il punto che poi dopo abbiamo anche Pordenone. Sì, perché non è una riforma questa? Perché le riforme sono già state fatte nel nostro Paese. Nel 92 e nel 95 sono state fatte 2 grandi riforme del sistema previdenziale. E quelle riforme avevano introdotto intanto l'equità e la parità dei, diciamo così, dei requisiti almeno, no? Lavoratori pubblici, lavoratori privati, lavoratori autonomi. Prima c'era praticamente un sistema che ognuno viaggiava con il proprio treno, come si suol dire, la riforma appunto del 92. Nel 95 si è introdotto appunto questo sistema che nel tempo doveva arrivare, che purtroppo qui è stato anticipato, il sistema appunto contributivo. Passaggio dal sistema retributivo al passaggio al sistema contributivo. L'operazione fatta in questa manovra Salva Italia di fatto in parte ha anticipato alcune scadenze previste appunto dalle manovre, dalle riforme precedenti, e dall'altro lato, proprio per le cose che sono state dette prima, c'era bisogno di far cassa, questa è la sostanza, e sono stati penalizzati i pensionati e i pensionandi. I pensionati perché? Perché coloro che percepiscono una pensione al di sopra dei 1.400 euro non hanno avuto l'indicizzazione automatica della propria pensione, e questo qui nel Veneto significa circa 400.000 pensionati non hanno avuto l'adeguamento, non avranno, perché ovviamente è l'adeguamento del 2012, non avranno l'adeguamento. Questo è un primo effetto, e quindi già 400.000 sono già tanti. A livello nazionale sono circa 3 miliardi sono 900 nel Veneto. Però qual è il dato di fondo? Se noi ragioniamo attentamente su questo aspetto, qui ci limitiamo a questo per il momento, questo significa, almeno su alcuni conti che ho fatto io, molto veloci, se questo meccanismo introduce di fatto una perdita di circa 36 euro al mese per un pensionato che percepisce 1.500 euro al mese di pensione, se lo moltiplichiamo per le 13 mensilità e se poi lo moltiplichiamo per i 2 anni, perché è un biennio, che c'è il blocco dell'indicizzazione, noi sommando questa quantità di pensionati che non hanno avuto che non hanno avuto e non avranno l'indicizzazione, minimo nel nostro Veneto, diciamo, le risorse che potevano appunto dare anche un respiro all'economia si aggirano circa sui 300 milioni di euro. Perché poi bisogna fare anche i calcoli macro, non soltanto micro, perché se tu dai 36 euro in più al mese al pensionato, io credo che sommandole nelle 13 mensilità si trova circa 300 euro da poter spendere, li può spendere, può mettere praticamente nel giro dell'economia. No? Oppure può fare se ha bisogno di un supporto, non far capo alla regione se ha bisogno di oppure può fare un risparmio, ma può anche investire per la sua qualità della vita, insomma, perché può avere bisogno. Ecco, però, ecco, ripeto, dobbiamo fare anche dei ragionamenti di questa maniera qui. Quindi noi avevamo detto al governo tecnico che era bene che prima di avviare, diciamo, questo intervento così forte, che oltretutto penalizza soprattutto le donne, teniamo presente che dal 1° gennaio del 2012 le donne del pubblico impiego vanno in pensione con 6 anni in più, da 60 a 66 anni. Ecco, vedendo che in Europa che è stato più graduale, da noi è stata proprio una cosa, poi una mazzata improvvisa. Le stesse donne da 60 anni passano a 62 anni, se poi guardiamo le donne dei settori cosiddetti autonomi passano da 61 a 63 anni. Quindi diciamo, la fascia, diciamo così, di persone maggiormente colpite da questo intervento sono proprio le donne. E ripeto che il sistema previdenziale italiano non l'ha scoperto oggi il ministro che reggeva anche precedentemente. Qui l'operazione è un'operazione di cassa. Servivano soldi freschi, come si suol dire. Quindi il risparmio fatto con questa operazione significa già dai prossimi mesi un risparmio di circa 3 miliardi. Questo è il dato di fatto. Attinti dall'INPS quindi a questo punto? No, l'INPS, allora qui chiariamo, l'INPS praticamente essendo un ente strumentale non ha nessuna responsabilità. L'INPS andrà ad applicare le norme che sono state approvate al Parlamento, quindi bisogna chiarirlo subito, quindi soprattutto per chi ci ascolta, che l'INPS essendo un ente strumentale dipende
proprio completamente dai provvedimenti del governo e dalle leggi approvate dal Parlamento. Poi lui si trova ad aggregare anche altri enti è obbligato praticamente sì. ad attuarle, ad applicarle, ma non ha nessuna responsabilità, diciamo, politica. È un ente esecutore, ovviamente poi lui farà delle norme applicative e delle norme anche esplicative su queste disposizioni, ma ripeto, è un ente strumentale, quindi qui la responsabilità è politica perché dipende dalla manovra del governo e poi dalle scelte fatte dal Parlamento. Perfetto. Prima di dare la parola al nostro interlocutore da Pordenone andiamo rapidamente in pubblicità. Signor Vascon, a lei dopo l'arduo compito di darci un parere perché rappresenta anche le categorie dei pensionati e quindi chi subisce a vario titolo questa situazione o chi la andrà a subire in futuro, perché questo è un altro aspetto molto importante. Poi ritorniamo in studio e vediamo di affrontare il tema. Tra poco. Eccoci qua. Allora, ritorniamo al tema delle pensioni. Vorrei un altro contributo, così lo vediamo insieme, il nostro servizio tratto dalla 7, così possiamo rimetterci un po' nel tema e comprendere la dinamica, come si sta evolvendo. Poi sentiamo anche il nostro ospite da Pordenone. Era stato varato dal governo Berlusconi e obbligava chi aveva raggiunto i requisiti per andare in pensione ad attendere un anno per smettere di lavorare, addirittura un anno e mezzo per gli autonomi. Si tratta del meccanismo delle finestre mobili. Dai dati anticipati ieri dall'INPS sarebbe proprio grazie a questo meccanismo che nei primi 11 mesi del 2011 le pensioni erogate dall'istituto sono scese di oltre 94.000 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il totale dei trattamenti di vecchiaia ed anzianità liquidati da gennaio ad ottobre dunque è pari a 224.856, ovvero il 29,5% in meno. Il primo ad esserne sorpreso è proprio il presidente dell'INPS, Antonio Mastropasqua. Ci aspettavamo una riduzione delle pensioni, dice, ma non di questa portata. Il calo più importante, pari al 39,4%, ha riguardato le nuove pensioni di vecchiaia, erogate per un totale di 94.216 trattamenti contro i 130.640 di anzianità, in discesa del 21%. Rese pubbliche le cifre, Mastropasqua si mostra ottimista. Questa riduzione darà sollievo immediato alle casse dell'istituto, assicurando più solidità e tranquillità a chi vede nelle pensioni la serenità del proprio futuro, dice. Le casse, aggiunge, si stabilizzeranno con l'entrata in vigore nel 2012 della riforma Fornero, i cui primi effetti si dispiegheranno nel 2013. Sulla convenienza di smettere di lavorare, fa notare il presidente dell'INPS, in Italia il tasso di sostituzione delle pensioni rispetto all'ultimo stipendio è pari all'80%, a fronte del 58,4% in Germania e del 68% in Francia. Poi una nota critica. Le riforme della previdenza messe in campo prima del decreto Salva Italia hanno funzionato, ma, dice, abbiamo verificato che la transizione era troppo lenta e che l'età media si allungava troppo poco rispetto alla crescita dell'aspettativa di vita. Ora abbiamo messo in sicurezza il sistema. Ora abbiamo messo in sicurezza il sistema e poi, come giustamente anche sottolineava Piacentini, c'è stato comunque un far cassa, anche se c'è stato un crollo delle persone che andavano in pensione, quindi crollo sostanziale delle pensioni. Allora, cosa ci dice alla luce di quanto abbiamo esposto qua con i nostri ospiti in studio? Che parere si è fatto come pensionato, perché poi lei è un pensionato oltre che rappresentante del partito pensionati, signor Vascotto? Ma diciamo che io parlo da cittadino comune, non ho la peculiarità degli ospiti in sala lì, sicuramente rispecchio quello che sono le opinioni dell'uomo di strada. Mi è capitato in questi giorni per le mani un foglietto che gira su internet che mi fa, come ha detto prima qualcuno, arrabbiare, se non molto pensare, visto che il governo tecnico mette mano alle pensioni e parliamo di quel stretto indispensabile per poter sopravvivere decorosamente, e non parliamo delle pensioni minime perché là siamo proprio alla miseria, ma diciamo quando mi leggo un foglietto che mi dice che per un giorno di presenza un politico si prende 3.000 euro al mese vita naturale durante, diciamo c'è da arrabbiarsi. Sicuramente non è colpa del politico che si è trovato nella posizione di ricevere questo, lui ha sfruttato una situazione come farebbe chiunque, perché l'occasione, si sa, rende l'uomo ladro, no? Però dobbiamo riprenderci un po' quello che è l'onestà delle persone, il modo di parlare, la famiglia soprattutto. I nonni ormai sono abbandonati a se stessi, quanti soldi sono andati persi
pagando badanti invece che la famiglia tenere i soldi in casa e non spenderli. Sicuramente abbiamo dato l'opportunità ad altre persone di altri paesi di progredire, di migliorare la propria esistenza e tutto quanto, ma facendo questo abbiamo portato i nostri figli a un livello di società per il quale esiste più lo sprizzapero del venerdì che il sabato e la domenica, e che nessuno vuole lavorare in festività, nessuno vuole fare fatiche, nessuno vuole fare... Insomma, a un certo punto è un autogol che la nostra società si fa. Certo. Nelle stesse scuole, secondo me, l'istruzione manca, cioè, manca di realtà. Si studiano tanto i romani, le guerre puniche e tutto quanto segue della storia, ma di contemporaneo, della realtà, di quello che noi viviamo, è tutto etereo, telefonini, sms e internet. Va benissimo. La gente si conosce più di persona. È chiarissimo questo. Grazie. Rispetto al filmato che abbiamo visto, riferiti appunto a quei dati, diciamo così, del rallentamento verso il pensionamento, bisogna fare subito un chiarimento. Non è assolutamente vero che in Italia le pensioni sono più alte rispetto alla media della Germania e della Francia. Intanto perché non è vero che si va in pensione quando facciamo il riferimento al sistema retributivo, non si va, diciamo, in pensione con l'ultimo stipendio come dato di riferimento, si prendono gli ultimi 10 anni ed è l'80% con 40 anni di contributi, per chiarirsi. Col sistema invece contributivo massimo il 33%, perché sono i contributi versati. Poi ci sono dei coefficienti ovviamente che rivalutano queste cifre. Perché bisogna fare questa precisazione? Perché le pensioni erogate qui in Italia, quindi pagate in Italia, sono al lordo. Le pensioni che invece vengono pagate in Germania e in Francia sono sostanzialmente al netto. Quindi bisogna fare questa chiarezza, se no quindi altrimenti... questo è molto importante, al lordo in Italia, al netto in altri paesi. Poi la media delle pensioni in Italia, la media vuol dire sostanzialmente chi percepisce di più, chi percepisce meno, certo. Non andiamo come media oltre i 1.000 euro come media. Invece in Germania e in Francia la media va abbondantemente oltre i 1.500 euro. Quindi bisogna fare questa chiarezza. Quindi, comunque il nostro sistema, adesso al di là della storia, per ogni paese ha la sua storia. Quando si facevano appunto i raffronti tra i paesi europei, bisogna tenere presente che ogni paese ha un sistema. Per esempio, il sistema previdenziale italiano, nel sistema previdenziale italiano c'è anche la parte assistenziale. La parte assistenziale ovviamente che contribuisce lo Stato, il governo, con la solidarietà del sistema del prelievo fiscale, contribuisce ovviamente a intervenire sui casi di difficoltà. Quindi, quello è un sistema. Quindi quando noi ragioniamo del costo previdenziale, quando facciamo i raffronti europei, molte volte si include anche quella percentuale che è assistenza, che non c'entra assolutamente niente. Praticamente il costo rispetto al PIL del nostro paese è sostanzialmente in linea con la media europea. Se invece sommiamo anche l'assistenza è chiaro che si va oltre, si va quasi al 15-16%. Però non è questo, perché comunque l'istituto, in modo particolare l'INPS, distingue sempre nei propri bilanci previdenza e assistenza. Quindi bisogna fare questa chiarezza. Però, ripeto, in Italia non abbiamo pensioni più alte rispetto a Germania o rispetto alla Francia, certo. Anzi abbiamo una situazione più in difficoltà. Chiarissimo. Signor Sanaggiotto, ritornando appunto a questo discorso, collegandomi anche a quanto diceva giustamente il consigliere Sinigaglia, cioè si va comunque a aggravare una situazione che poi potrebbe rivolgersi anche contro l'assessorato che lei rappresenta, perché persone che hanno meno disponibilità economica, che hanno comunque un'aspettativa di vita più lunga, che hanno necessità anche appunto di un'autosufficienza quando ci troviamo con un fondo vuoto. Cosa può fare poi una regione? Cosa può... Sì, non è proprio così il fondo vuoto sulla non autosufficienza, c'è un fondo legato al Fondo Nazionale Sanitario che la Regione del Veneto quest'anno ha messo 750 milioni di euro. Parlava del fondo sociale, molto bene il collega Sinigaglia. Ha voluto quello nazionale, il fondo per l'autosufficienza nazionale è stato azzerato. Noi abbiamo il fondo non autosufficienza nostro, ma era il fondo cosiddetto fondo sociale di 400 milioni, voluto dall'allora ministro Ferrero, per essere onesti intellettualmente, e poi cancellato. Qui il problema è un altro, non è un problema che chi pro tempore governa le politiche sociali del Veneto, della Toscana, dell'Emilia Romagna, della Lombardia.
non è questo il problema, è capire come può questa nostra società attraversare questo fiume in tempesta. Cioè noi abbiamo un tempo nei prossimi 10 anni. Guardi, l'ultimo dato dell'Istat dice che tra il 2060 e il 2065 un terzo della popolazione sarà in pensione e sarà verso la non autosufficienza. Parlo del Veneto e del nostro paese. Cioè vuol dire che i 5 milioni di veneti oggi, quasi 1,7 milioni, potrebbe essere pensionato e una grandissima parte, 300.000, non autosufficiente. Cioè con bisogno di un assegno di cura di tipo sanitario e con un assegno di cura di tipo alberghiero, che oggi è in capo alla famiglia quello alberghiero e alla collettività quello sanitario. Allora, noi viviamo in un momento così difficile dove le manovre fatte, che sono pesantissime, lei vede la protesta dei camionisti, è una protesta anche leggera se vogliamo, anche civile, poi oggi è successo stamattina quell'incidente mortale che ci dispiace molto, ma perché l'aumento delle accise e l'aumento del gasolio in un tempo breve è talmente sproporzionato rispetto ai costi del trasporto che non ce la fanno più. Le nostre imprese manifatturiere in primis, che dobbiamo continuare a difendere, oggi abbiamo perso una grandissima parte di quelle persone che hanno cominciato a 18 anni, a 16 anni a lavorare e che oggi hanno 50 anni, 52, perché l'azienda tipica manifatturiera sta chiudendo. È difficile ricollocarlo. Con questa riforma deve aspettare ancora 10 anni per le pensioni e questo tempo è in capo alle buone politiche sociali, che vuol dire coraggio, che non vuol dire dare a tutti quello che chiedono, vuol dire avere una grande capacità di prendere quelle poche masse di denaro che oggi abbiamo a disposizione rispetto alle tante masse che hanno avuto qualche anno fa, ma erano finte, virtuali, perché facevano debito. Oggi siamo nel tempo che non possiamo più fare il debito, siamo nel tempo che dobbiamo pagare il debito e siamo nel tempo che abbiamo perso la grande capacità manifatturiera, perciò le grandi aziende con grandi numeri di lavoratori. Tutto questo sta dentro al tempo che vivremo tra il 2012 che siamo oggi e il 2020. Allora, buone politiche, politiche coraggiose, politiche molto difficili, il coraggio e la consapevolezza di chi ha la responsabilità che sta facendo una cosa giusta, cioè il coraggio di dire sono nella strada giusta per quanto mi riguarda, con i propri limiti e con la propria forza. Di vedere per i cittadini che cosa sta succedendo, perché poi andiamo a toccare anche delle fasce che tutto sommato non ne risentiranno assolutamente. Guardi, il livello di vita sarà sicuramente abbassato e le prossime generazioni, soprattutto nei prossimi 15 anni, avranno un livello di vita inferiore di quella che è stata l'ultima generazione prima del 2008. Cioè siamo nell'altra sponda del fiume. Certo. La sponda solida, robusta, con argini importanti che abbiamo vissuto in questi 40-50 anni non c'è più. Questa sta crollando, noi dobbiamo attraversare e sperare che l'altra sponda sia così forte da reggere l'impatto con questi grandi numeri. E allora servono politiche coraggiose e politiche forti. Certo, io un attimo la interrompo, c'è una telefonata in linea, pronto? Pronto? Sì, buonasera, dove chiama? Buonasera, mi chiamo Assunta. Senta, io volevo sapere una cosa. Io sono pensionata, ho 64 anni e percepisco la pensione dai 60 anni, però ho continuato a lavorare. Siccome non avevo tanti anni, è una pensione bassissima, ho continuato a lavorare per aggiungere un po' di anni alla pensione. L'anno scorso è venuto fuori una legge che dice che da quando si è in pensione, quando si ha la pensione non si prendono più i soldi, non si aggiungono più anni alla pensione praticamente. Allora io avrei lavorato 5 anni senza aggiungere gli ultimi tempi alla pensione, capisce? C'è la rivalutazione dopo 5 anni e dopo aver raggiunto i 65 anni di età. Ecco, ma io compro 65 anni adesso. Non sono persi quei contributi versati lì.
Allora, e i contributi, io ho pagato le tasse praticamente, ho percepito la pensione, ma poca, perché pagando le tasse, capisce? Certo. Lei aggiungeva il reddito alla pensione, perciò aumentava il quoziente. Si è versato dei contributi previdenziali, non so, ma hanno persi. Allora, sentiamo anche le CISL. Ecco. Grazie signora, scusi, da dove chiamava? Da dove chiama? Come? Da dove chiama? Da Verona. Da Verona. Grazie del suo intervento, Prego, vediamo di rispondere tra... Sì, l'attuale normativa, che è una normativa vecchia che non è mai stata toccata, prevede che quando io vado in pensione e poi continuo l'attività lavorativa e sono obbligatoriamente iscritto, quindi maturo altri contributi, possa avere non ricalcolata la mia pensione con un'anzianità complessiva, ma possa avere un supplemento di pensione, così si chiama il termine tecnico. Sì. Significa aggiungere alla pensione che io già ho, quei contributi, il risultato pensionistico che mi danno quei contributi. Quindi lei ha lavorato e non può, sicuramente non può perdere niente. Deve stare attenta quando fa questa domanda di supplemento, perché non la si può fare sempre. La si può fare dopo 2 anni, anzi meglio, dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione e una volta sola dopo 2 anni a condizioni che abbia l'età pensionabile. Visto che lei ha l'età pensionabile, sì, è opportuno che lei faccia questa domanda di pensione al momento in cui ha deciso di cessare di lavorare, perché altrimenti dopo deve aspettare altri 5 anni per fare la rimanenza. Le do un consiglio. Ci sono i patronati sindacali, si rivolga a loro, però il diritto a questo supplemento ce l'ha di sicuro, perché dopo, tutto sommato, deve essere valutata la sua situazione ben precisa, insomma. Assolutamente. Quindi noi non possiamo fare qui una consulenza, ma infatti, rischiamo di sbagliare, e quindi si rivolga perché ci sono degli enti preposti, ma non vanno assolutamente persi. La linea di principio è stata una questa. Piccola consulenza comunque. C'è stata no, ma comunque tantissimi sappiamo che ci sono casi particolari. Nei casi particolari non si può dare una risposta qui in studio, anche perché poi si rischia veramente di sbagliare. E poi sono molti pensionati che lavorano in regola. Certo. E quindi bisogna quindi tranquillizzarli tutti che i loro versamenti contributivi da pensionati che lavorano non vanno persi. Devono fare, giustamente come diceva il collega prima, recarsi alle sedi di patronati per avere la consulenza precisa, per evitare appunto poi dei percorsi molto lunghi e dei percorsi anche difficili per loro. Però o di rimetterci, chi versa il contributo, anche se è un pensionato e che lavora regolarmente, in regola, ovvio non perde il diritto di avere appunto poi un calcolo specifico per quei contributi che si aggiungono quel valore alla pensione che percepisce. Assolutamente. Torniamo poi con i nostri ospiti qui in studio, pochissimi secondi di pubblicità. Allora, eccoci qua nuovamente. Un altro contributo in modo che vediamo la posizione dei sindacati allo stato attuale. Perché bisogna vedere, perché si è fatta anche questa riforma non solo per far cassa, come giustamente hanno detto i nostri interlocutori, poi ci si arriva tranquillamente, ma anche perché era necessario muovere questo mercato del lavoro. Ma è stata una manovra, appunto non una riforma, che ha agito in questo senso oppure no? Sentiamo un po' il nostro contributo e estrapoliamo un po' il parere dei sindacati. Chiediamo un accordo tra noi e il governo e sostenuto dai partiti. Bisogna rendere trasparente tutto ciò che si fa, tutto ciò che si propone, tutto ciò che si decide. Fuori da questa logica ci sono, come si è visto, solo le corporazioni e le lobby. Quindi il governo deve scegliere da che parte sta. Sbaglia, ammoniscono CGIL, CISL e UIL chi pensa che con l'approvazione definitiva quella delle pensioni sia una partita già chiusa. E soprattutto vorremmo dirgli che la smetta di dire che tutto ciò è stato fatto per dare una risposta ai giovani, perché ai giovani si danno 2 negazioni con questa riforma della previdenza. La prima è che prolungando il lavoro a tutti loro non entreranno nel lavoro, e la seconda è che si sottraggono risorse al sistema previdenziale che non tornano rispetto alle pensioni dei giovani. Poi c'è il capitolo della riforma fiscale che i sindacati chiedono con forza, una questione prioritaria in previsione della fase 2 annunciata dal Premier Monti. Non vorremmo scoprire che l'unica riforma che si è fatta e che si farà nel nostro Paese è quella delle pensioni. Noi abbiamo bisogno di ridurre le tasse sul lavoro, non solo
per far sì che i nostri salari, le nostre pensioni riescano almeno a tenere il passo con l'aumento dei prezzi, ma abbiamo bisogno di ridurre le tasse sul lavoro, perché questo è il più potente incentivo che esiste per far sì che il lavoro diventi più conveniente per le imprese e per coloro che vogliono investire nel nostro Paese. Allora, adesso commenteremo in studio anche il parere espresso dai sindacati, abbiamo già sentito l'espressione di Sarnagiotto, poi sentiamo Sinigaglia, eccetera. Prima c'è una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Treviso. Sì, dica. Volevo parlare tramite il signore là, quello delle pensioni là. Sì, ci dica, basta che non sia un caso complesso, singolo, soggettivo. No, singolo, no. Io ho fatto 40 anni di muratore più uno, del 2011. Sì. 2011. E il conteggio che mi hanno fatto i sindacati là, cioè come si dice? Patronato. Il patronato, e merita che io secondo i miei contributi versati, dovrei andare in pensione con 1.270 euro. Però sentendo questo signore che parlava adesso, diceva che qua in Italia noi altri non si può superare i 1.000 euro, ma ora volevo chiedere, come mai? No, ho capito. capito. In Francia i ciapa 1.500, 1.400 io devo prendere sotto i 1.000 euro. No, adesso va bene, grazie. Quanti anni ha, scusi? Io ho 57 anni. Va bene, grazie. Grazie del suo intervento. Spieghiamo un attimo, forse è stato frainteso un po' il messaggio. Probabilmente, a parte che dovrebbe rispondere Franco, perché dai, facciamo Franco Piacentini. Comunque allora. Il meccanismo è questo qui. Allora, spieghiamolo bene, se no si ingenerano confusioni e panico. In Francia hanno retribuzioni più alte di quelle della media italiana e hanno oltretutto anche una pressione fiscale meno pesante rispetto a quella italiana. Tanto chiediamo questo. Si va in pensione anche con il sistema, diciamo, precedente, retributivo, sulla base dei contributi versati e soprattutto sul valore di quei contributi. Nel senso che se ho una retribuzione medio-bassa, avrò anche una pensione medio-bassa. Quindi devo tenere presente, ad esempio in questo caso l'edilizia, non sono molto alte le retribuzioni. Quindi lui si troverà a percepire questi 1.200-1.300 euro, presumo al netto perché con 40 anni comunque... Chi lo può dire? Bisogna verificare, comunque dobbiamo verificare appunto che tipo di valore di retribuzione. Esatto. Quindi non si possono fare dei raffronti rispetto a quello che percepisce il muratore tedesco, il muratore francese e quello italiano, perché sono situazioni contrattuali, retributive, previdenziali completamente diverse. Nella media europea la nostra situazione, diciamo così, se la rapportiamo al netto rispetto al netto tedesco e al netto francese, diciamo siamo nella media, non siamo più alti, però diciamo che abbiamo alcune situazioni molto più basse, ma perché le condizioni di partenza sono diverse, nel senso che in Italia le retribuzioni sono più basse, non a caso gli stessi analisti dell'Unione Europea dicono che l'Italia ha uno scarto di quasi il 30% rispetto alla media delle altre retribuzioni dei paesi, ovviamente quelli più sviluppati, non facciamo poi l'esempio della Grecia o del Portogallo, ma diciamo Inghilterra, Germania, Francia, paesi nordici. Questo è il dato di fatto. Quindi la nostra situazione si determina per una difficoltà concreta delle retribuzioni che sono basse, non sono ovviamente elevate come che sono in altri paesi. Certo. Mi permetto di integrare un attimo perché mi sembra di cogliere la preoccupazione del signore. In Italia non c'è un limite di pensione, non c'è un tetto. Questo è importante. Ecco. Quindi tutto quello che prenderà rispetto al suo calcolo pensionistico è suo, non c'è un limite che oltre i 1.000 euro o 2.000 o 3.000, è chiaro, non c'è nessun limite, quindi il ragionamento che faceva prima il Presidente dell'INPS era rispetto a quelli che sono i livelli medi di pensione all'interno di quello che è il sistema pensionistico europeo, però se lei prenderà, ma speriamo per lei 2.500 euro al mese di pensione, per esagerare, ben per lei, ma li prenderà. Assolutamente, non vogliamo ingenerare. Rischia di essere penalizzato con la riforma? No, assolutamente perché lui ha maturato i requisiti. Lui però, lui però
A 57 anni. Perché il meccanismo è dei 62 anni. Ma a 41, Se matura 41, entro il 2011. Se lui ha 41 anni... Se matura entro il 2011. Vuol dire che ha fatto i 40 anni. Se è al 31-12 lui ha maturato i requisiti... Lui la pensione deve fare la domanda a maggio-aprile, la prende praticamente lui ha soltanto la famosa finestra. Certo, bravissimo, quella di 6 mesi. Un anno più 6 mesi. Un anno più 6 mesi. Esatto. Comunque meglio sempre andare a farsi fare i calcoli. Lui la prende a settembre di quest'anno. Se invece le avesse maturate nel 2012 sarebbe stato non avendo adesso con le trattative in corso si dicono che i precoci non dovrebbero avere la penalizzazione dell'1 del 2% rispetto ai 62 anni. Però siccome che sono tutti provvedimenti legati all'approvazione del decreto mille proroghe, adesso siamo in aspettiamo questa approvazione. C'è la correzione della riforma violenta. C'è una correzione che tiene conto, mantenendo la riforma, ma dovrebbe esserci una piccola correzione giusta, io credo. Però dicono che non ci sono i finanziamenti. Oggi, a proposito per questa cosa qua, che la Commissione Bilancio della Camera e Affari Costituzionali ha già fatto un emendamento che riguarda i lavoratori precoci, sostanzialmente, che prima si parlava, quindi che non sia applicata, quindi una deroga sostanzialmente a quella che è la nuova normativa per i lavoratori precoci e per i lavoratori esodati, che sono tutti quei lavoratori che hanno firmato sostanzialmente l'esodo della pensione in funzione del fatto che come obiettivo avevano anche la pensione. I sindacati usano te precoci, quelli che hanno cominciato presto a lavorare, quelli che erano già usciti convinti di prendere la pensione. Questa roba qua chiaramente deve essere ma infatti io vi dico subito, passiamo alla telefonata, che è tornato nelle commissioni affari costituzionali, bilancio della Camera, il decreto mille proroghe in cerca di una nuova copertura della modifica alla riforma delle pensioni. Mi sembra che l'abbiano già trovato perché attualmente è coperta, perché attualmente è coperta dall'aliquota per gli autonomi, però questo non va bene perché il PDL è contrario a questo tipo di copertura e comunque vabbè, la Lega Nord ha espresso parere, anche la Lega Nord è contraria e chiede che si riaprano la Lega dice che si riaprano tutti gli emendamenti e non solo quelli che riguardano le pensioni. Esatto, riguarda i precoci e gli esodati. Comunque questa è un po' la situazione, eccetera. Attualmente lo ha deciso Laura Montecitorio accogliendo 310 voti di differenza alla richiesta del Presidente della Commissione Affari Costituzionali. Posso riprendere il ragionamento di prima che riguarda la Regione che faceva Sernagiotto? Perché... Sì, rapidamente perché abbiamo una telefonata in attesa. Facciamo prima passare la telefonata e poi riprendiamo, se lo ricordi bene, perché è anche interessante questo aspetto. Sì, pronto? Sì, pronto. Da Verona chiama, se non sbaglio, vero signora? Sì, buonasera. Sì, buonasera, dica. Volevo sapere una cosa, io ho cominciato a lavorare a 16 anni e praticamente adesso da quello che ho capito non si sa quanti anni si deve pagare i contributi allora, perché se io nel 2020 ho 40 anni di contributi, cioè non ho 66 anni di contributi, non capisco quanto dovrei pagare insomma di contributi, cioè dovrei arrivare a 46 anni di contributi, cioè non mi sembra giusto nei confronti, cioè ci sono persone che hanno pagato 15 anni di contributi e sono andate in pensione. Sono le baby pensioni, sì. Non è stata chiarissima al riguardo, che è un po' il problema di molti. Grazie signora, vediamo... Sono i 41 contributi, 41 anni contributi adesso, però c'è il meccanismo dell'aspettativa di vita. Quello disco perché la signora è giovane, per esempio. Ogni 3 anni l'Istat verifica appunto l'aumento delle aspettative di vita. Quindi, 41 anni e mezzo. Cioè proprio per non illudere nessuno si va verso i 42 anni di contributi. Se posso dare una risposta su questa cosa. Allora, signora, la questione è complessa, nel senso che visto che lei non ha maturato entro l'anno 2011 il diritto alla pensione, si colloca su quella che è la nuova riforma pensionistica. La nuova riforma pensionistica fa una suddivisione su due tipi di pensioni in buona sostanza, tra la pensione di vecchiaia, che è quella dei 67 anni a regime nel 2021, e la pensione anticipata, la vecchia pensione di anzianità. La pensione di anticipata, come lei vede, adesso, oggi come oggi, per la donna deve avere 41 anni e un mese, se va l'anno prossimo, possono essere 3 mesi, 2 mesi e 3 mesi, e dopo deve avere anche i 62 anni di 62 anni di esatto. Può succedere però
che lei non riesca a fare questo tipo di operazione qua, che per cui mi vada in quello che è il regime della pensione di vecchiaia. È prevista una deroga anche qui particolare, che adesso è difficile che la possa spiegare perché no, è molto articolata. Se dura 20 anni nel 2012. È bravo, quindi potrebbe andare invece che a 67 64. anni a 64. Ci sono queste possibilità. Per risolvere però e per avere una data precisa rispetto alla normativa attuale, perché la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, come ho detto poc'anzi, no? È meglio che si rivolga a un patronato che è lì apposta e che si faccia fare un conteggio in modo che lei si rassicuri o meno si rassereni, o in ogni caso abbia quello che è l'obiettivo. Sì, sono le due deroghe praticamente. Perché ci sono parecchie cose per l'uomo da tenere conto. Significa che bisogna avere, se si matura ai 35 anni nel 2012, può andare a 64 anni di età, potrà andare a 64 anni di età. La donna invece, se matura i 20 anni entro il 2012, può andare a 64 anni, quindi sono state due deroghe, diciamo così, rispetto invece ai 66 o ai 67. A livello personale, insomma. Però cioè, qui diventa indispensabile il calcolo individuale. Perché ognuno ha una sua situazione. Che diventa, non generiamo né panico neanche troppo anni, ma non sappiamo adesso quanti anni lavora. Appunto dobbiamo capire quanti contributi ha già versato. Sinigaglia, prego. No, rifacendomi al discorso che l'assessore Sernagiotto prima, adesso nel Veneto abbiamo circa 1 milione di persone che hanno superato i 65 anni. Non oso neppure definirle anziani perché ormai l'anzianità ormai ancora attive, per fortuna. Adesso si parla di 75 anni per entrare nelle denominazioni di diciamolo piano, che sennò si va in pensione a 75 che viene no, per dire, ecco. Comunque 75 anni che hanno raggiunto e superato i 75 anni sono 500.000, quindi 20%, 1 milione e 500.000 che hanno superato i 75 anni. È chiaro che questo della longevità, della parziale non autosufficienza, della non autosufficienza è il problema fondamentale che la Regione ha di fronte in questo momento. Infatti. E non a caso abbiamo anche affrontato un Consiglio regionale straordinario, perché bisogna riuscire a reperire i finanziamenti per erogare servizi, per erogare insomma, sostegno, assistenza. È chiaro che ci sarà anche un momento della cura, ma l'assistenza, da una parte la promozione della vita attiva, ma dall'altra parte anche l'assistenza. Ed è su questo che stiamo già affrontando delle difficoltà molto evidenti. L'assegno di cura, parlo solo dell'assegno di cura, che è un aiuto alle famiglie che tengono a casa l'anziano parzialmente non autosufficiente, lo assistono a casa, ecco, quindi la Regione si è impegnata dal 2006, se non mi sbaglio, a dare questo assegno di cura. Nel 2010 ammontava a 28 milioni per circa 25.000 famiglie. In totale 130 milioni. Sì, ma c'è una parte accettata nell'EA e una parte che era l'extra LEA, quella di 28 milioni che era il Fondo Nazionale per le politiche sociali. Adesso questa parte è stata ridotta a 12 milioni e mezzo. Che poi io li ho pescati in LEA con il giochetto che si poteva l'anno scorso. Quest'anno la grande difficoltà, ha ragione l'amico Claudio, io ho molti soldi nel fondo perché sono passato da 668 milioni nel 2009 a 750 milioni quest'anno. Però sono tutti di natura e di origine sanitaria, esatto, e quindi possiamo spenderli per il sociale. Sembra che dal decreto 118 non si possa più infatti sono a Genova col ministro lunedì e mercoledì col ministro della sanità e mercoledì a Roma col ministro del welfare per trovare un modo, perché io posso spendere quei soldi. Lei deve pensare che io, se li posso spendere nella cosiddetta domiciliarità, risparmio 1/3 rispetto al costo della cosiddetta residenzialità, cioè dalla casa di riposo a dove vive una persona. Ma il problema è che su tutto questo si gioca anche una partita importantissima legata alla capacità di garantire quelle masse di persone che ogni anno aumentano. Sì, e infatti, trovando il discorso la formula corretta, allora vado a Genova perché incontro lunedì il ministro della salute e poi mercoledì sono a Roma a incontrare il ministro del welfare, dove spiego il miglior modello in Italia, e mi dispiace molto dirlo per uno come me, è l'Emilia Romagna.
ha un equilibrio, un 8,90 di domiciliarità, un 4,50 di residenzialità. Il Veneto, che ha un ottimo welfare, ma è 4,50 di domiciliarità e 4,50 di residenzialità. Cioè il modello dell'Emilia Romagna è quello da imitare, secondo me. Poi non andiamo sulle altre regioni, abbiamo dei disastri, 0,1 di domiciliarità e 1 di residenzialità quando scendi in Campania. Comunque noi stiamo riducendo i fondi per aiutare la domiciliarità e quindi avremmo bisogno dobbiamo trovarli di maggiore residenzialità e invece per anni abbiamo indicato la domiciliarità come via maestra da seguire. Tuttora la dobbiamo indicare. Far rimanere le persone a casa il più possibile, assistere da casa eccetera, no? Ma se questo non avviene è chiaro che non andiamo a caricare la residenzialità di un'ulteriore spesa e quindi questo va a rischio di mettere invece che in equilibrio, in disequilibrio tutto il sistema. La minaccia che faccio io a livello nazionale ai ministri, che è proprio una minaccia. Dico, io continuo quei posti con le impegnative sanitarie sulle case di riposo e tu mi dovrai dare 1 miliardo invece che 300 milioni. A questo punto è fare giustamente come fanno le regioni. Perché il problema è anche un altro. Si parla sempre di integrazione, no? Scusa Piacentini, poi il problema è anche un altro, che noi sappiamo che 8 miliardi e mezzo del fondo sanitario a livello nazionale saranno diminuiti da qui al 2013, nel 2015 si parla di 17 miliardi, quindi anche il fondo sanitario non segue più una crescita legata alle spese, all'inflazione, eccetera, la spesa programmata e quindi ci sarà una riduzione anche del fondo sanitario. Allora la Regione, e abbiamo chiesto il Consiglio straordinario apposta, deve affrontare veramente questo problema e sa la Regione ormai che se non è quest'anno sarà l'anno prossimo, dovrà affrontarlo con i fondi propri. Allora è qui che si gioca la credibilità della Regione, di porre questo tema come tema prioritario, fondamentale e dare risposte. E se dal fondo sanitario non arrivano risposte, e come le diamo? Io dico riforma delle IPAB, riforma delle case di riposo, ma soprattutto la Regione che deve trovare dei fondi. Ma allora però faccio una riflessione. Io sono convinto che i 106 miliardi, 105 nazionale del fondo, con un programma tipo quello che ha l'Emilia Romagna, con la forte domiciliarità, con lo stesso fondo e una buona residenzialità, ma soprattutto io nell'ultima delibera che ho approvato 121 nella programmazione della 190 nuove impegnative, ho scritto che ogni posto nuovo sulla casa di riposo va chiuso un posto letto nella geriatria e nella lungodegenza degli ospedali. Cioè noi dobbiamo avere meno ospedali e più domiciliarità e più... Perché in un ospedale un posto letto costa 500-600 euro, in una casa di riposo costa o 49 o 57 euro. Domiciliarità, dobbiamo capire chi la affronta. Esatto, chi l'affronta, perché se l'anziano è da solo cosa fa? Perché se io non ho una rete dei servizi in grado di supportare, per esempio, soprattutto le donne, perché poi quando parliamo di domiciliarità vuol dire mettere la persona disabile o non autosufficiente, diciamo, caricarla materialmente sulle spalle, diciamo, della famiglia, trattino donna. Questo è il punto. Però allora, fammi fare una riflessione su questo, glielo spiego molto bene. Se io non ho una rete dei servizi territoriali, che vuol dire il distretto, che vuol dire anche le UTAP, no, sì, che vuol dire l'infermiere che la casa di riposo faccia anche domiciliarità. Che vuol dire pasti a domicilio, che vuol dire tutti quei servizi, se no tu praticamente vai a penalizzare ancora una volta la donna. Sì, però Piacentini, ascoltami per un po'. Oggi un anziano in casa di riposo costa 1.600 euro alla comunità e 1.600 euro alla famiglia. Solitamente è parte della pensione. E ha servizi di qualità però, servizi di qualità, perché le nostre IPAB danno servizi di alta qualità. Ma lo sappiamo, però la legge 22 è una legge importante. Le badanti non garantiscono il servizio di alta qualità. Ma fermati, la famiglia, non parliamo di badanti. Ma la famiglia non c'è perché la famiglia lavora, è smista. No, ma attenzione, se noi gli diamo un contributo di 500 euro invece che di 1.600... Cosa fa? Sta a casa una persona in famiglia, non lavora? No, mi ascolti bene. Vuol dire che recupera 1.500 che non spende, si trattiene la pensione, l'accompagnatoria e anche quella quota. Gli aggiunge 500, stiamo lavorando per professionalizzare anche la badante, ma non H24. La famiglia va a lavorare, prende per le 8 ore una lavoratrice,
non che dorme là come quelle dell'Est, e poi se ne va a casa. Gli costa 1.200, risparmia 800 e in di più notte? il genitore viene assistito in famiglia. Molte famiglie, c'è una ricerca della Will, credo, sì, che dice che agli intervistati il 75% dice se mi date una mano io le tengo volentieri. Sì, ma la mano vuol dire dare 1.500 euro al mese, questo vuol dire... Ma la pensione non è di gli anni già. No, allora, è vero, perché bisogna spiegarla bene. No. Aspettate un attimo, io vi interrompo, ritorniamo su questo discorso perché abbiamo la pubblicità, altrimenti non possiamo seguire l'argomento che è anche molto interessante. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo ancora insieme. Siamo di nuovo. Vascotto, chiedo un suo intervento, un parere, perché ha ascoltato diverse opinioni. Cosa ne dice? Poi abbiamo una telefonata in attesa. Diciamo che la persona anziana vive la sua casa come l'ultimo rifugio. L'anziano stenta ad andare nelle case di riposo, uscire dal suo ambiente naturale dove ha vissuto i suoi ricordi. Il problema è un altro. Non sempre la famiglia o chi per la famiglia, come nel caso delle case di riposo e tutto quanto, è all'altezza di dare un servizio, anzi ci sono state ultimamente delle notizie di maltrattamenti di queste persone anziane. Io stesso in questi giorni ho visto con i miei occhi quanto un figlio vuole che i genitori non spendano niente assolutamente perché hanno raggiunto l'aspettativa di vita, quindi è inutile che spendano, è inutile che facciano, cioè, l'importante è che lasciano la casa, lasciano i soldi, lasciano l'eredità. E questa avarizia comporta sicuramente uno stato di pena nelle persone anziane. E chi le può difendere? Non c'è nessun organo che possa intervenire in queste situazioni. Uno si trova da solo. A un certo punto la spesa che un povero anziano può sostenere è ridotta anche dalle tasse alla fin fine, perché la pensione è tassata. Io mi sono adoperato nel partito pensionati perché da 20 anni parla del partito pensionati, ma negli ultimi 3 anni non si parlava di pensioni, era quasi un tabù, oscurato tutto. Cioè, i pensionati non esistevano, adesso la patata bollente è scoppiata, guarda caso si parla solo delle pensioni, ma di che pensione stiamo parlando? Stiamo parlando delle pensioni dei poveri, di quelli che hanno lavorato 40 anni o anche 18 anni, magari con una minima, sicuramente le leggi le hanno rispettate, ma quelle pensioni d'oro che circolano, che ho visto io, cioè, sono da vergogna, perché a un certo punto ci sono persone che non hanno lavorato, non hanno prodotto, i politici che hanno portato l'Italia in queste condizioni, gli manderei il conto, perché io vorrei vedere se alla loro casa viene un idraulico, gli fa il lavoro male, se lo pagano. Qua invece i politici sono sempre stati pagati e noi ci troviamo adesso nella situazione che dobbiamo pagare anche il loro lavoro fatto male. E questo mi sembra un'incoerenza. Chiarissimo. Comunque ha sottolineato un altro aspetto molto importante, che anche magari la persona disabile in famiglia potrebbe subire delle situazioni di ritorsione proprio perché la famiglia non è qualificata, non ha la preparazione per trattare casi delicati. C'è una telefonata da Mantova, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Dica. Sono Sanzio da Mantova. Sì. Senta, mia moglie quest'anno fa i 60 anni. Lei ha 35 anni, quasi 36, di contributi nel 2009. Da 2 anni è a casa per motivi familiari. Quando potrà andare in pensione anche con la penalizzazione? Grazie. La sua domanda. Chi di voi? Già, ho capito male, a 30 anni? 32 anni, 32 anni già maturati? Già maturati 32 anni va a finire quando ha l'età pensionabile. Lei deve aspettare. Con la pensione di vecchiaia. La pensione di vecchiaia, quindi vuol dire? No, perché si può interpretare... 64 anni. È un'interpretazione questa, siccome che lei comunque nel 2012 ha minimo 20 anni di contributi, deve attendere i 64 anni di età. Quindi altri 2 anni, insomma, sostanzialmente. Però, ripeto, è sempre bene, come diceva anche il mio collega, ecco, se sorgono, io vi rivolgo anche di fare un passaggio a un patronato bravissimo. sindacale. Però, stante l'interpretazione che io do di questo provvedimento Salva Italia, avendo lei, questo vi faccio un rammento logico, avendo lei diciamo minimo 20 anni nel 2012 di contributi, deve attendere i 64 anni di età. Però
Mi raccomando, siccome sorgono dubbi, ci sono arrivate altre telefonate per i 40 anni, è bene sempre eccetera. fare un controllo, diciamo Esatto, così. Adesso a 60 anni deve aspettare 4 anni per andare. Sì. Ma teniamo presente che queste sono le due opzioni. Per gli uomini 35 anni, se li maturano nel 2012, potranno andare a 64 anni. Le donne, se maturano i 20 anni entro il 31/12 di quest'anno 2012, potranno andare anche loro a 64 anni. Se no, se no devono andare a vecchiaia. Devono andare con il meccanismo dell'età oppure con la penalizzazione se vanno via prima dei 62 anni. Ecco, una cosa voglio precisare, perché sono arrivate anche altre questioni, altre situazioni analoghe. Non è il commercialista che può dare una questione, non sempre il commercialista, ma è il patronato sindacale che può fare il quadro, perché bisogna ovviamente avere delle persone competenti. Che è completamente gratuito. Oppure chi è iscritto a un sindacato dei pensionati o un sindacato si può rivolgere tranquillamente alle consulenze gratuite, anche quelle dei sindacati dei pensionati. Questo è bene precisarlo. Se poi uno non è iscritto e si iscrive, voi non gli dite di no. No, assolutamente. Con il patronato non si paga nulla, perché è un patronato che è a disposizione di tutti, perché ha un rapporto molto stretto con l'istituto. No, perché a volte uno va dal commercialista, ma il commercialista non può avere una competenza specifica, a meno che non ce l'abbia specifica, ma deve sottolinearlo, perché poi sono i patronati che hanno ognuno insomma la propria perché competenza. Il patronato è in rete con l'istituto di previdenza, che è quello che interpreta la norma e che applica la norma. Infatti. La signora da Padova, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Senta, volevo chiedere un'informazione. Dica. Mio marito al mese prossimo fa 59 anni, è a casa da lavoro da 5 anni, mancava 1 anno e mezzo per fare i 40 anni. Abbiamo chiesto all'INPS di versarli volontari, l'ha accettato, però faceva i 40 anni a febbraio 2012. Salta allora. Cosa succede? Li perde, signora. No, se ha avuto l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari. Le vecchie regole. L'autorizzazione, perché la legge parla del 2011. Se suo marito è stato autorizzato alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore di questa norma, mantiene le vecchie regole. Appunto. Mantiene quindi non ha l'applicazione di questa normativa nuova. Deve guardare, signora, la lettera che ha inviato a casa l'INPS con la data di arrivo. Da quello che ha detto prima, l'autorizzazione l'ha avuta prima del provvedimento Salva Italia. Maggio del 2011. Maggio 2011. Va bene, tranquilla. L'importante è che adesso però versi i contributi, signora. Ho gli ultimi 2 mesi. Ecco. Allora rientra. Tira solo respiro di sollievo. Le vecchie regole, è fortunato. Quei soggetti, quelli che sono in mobilità, che sono in cassa integrazione, che hanno il percorso, sono quei casi che adesso il Ministro deve anche fare il provvedimento specifico per definire anche le quantità. Stiamo molto attenti, perché non è una cosa così scontata. Certo, poi grazie signora, quindi è meglio verificare quindi è meglio verificare dal patronato. La circolare del Ministero che stabilisce il tetto degli aventi diritto, appunto, rispetto. E questo è una delle cose peggiori che mantiene questa manovra. Perché non dà il diritto a tutti? Nel senso che l'incognita. È vero che ci sono questi tipi di regole, però vanno all'interno di quello che è una possibile spesa, chiaro? E se io sono dentro i 65.000 e se sono 65.000 e uno, sono fuori. Infatti per quello che abbiamo... Allora la gente, arrivati a questo punto qua, viene trattata non più come gente ma come numero. Beh, non è una... Chiaro? Infatti per io vado fuori per quello che abbiamo chiesto in questi incontri che faremo con il governo, cose peggiori che di dare la certezza a tutti quelli che ne hanno il diritto. Certo, altrimenti diventa discriminazione. È una discriminazione vera e propria, perché c'è chi entra dentro e chi sta fuori. In base a che cosa? Per quale in base a cosa? Sono arrivato prima io, prima tu, perché quando superi i soldi che hai a disposizione, basta, non c'è più trippa. Questo vale anche per i lavori usuranti. La stessa cosa per i lavori usuranti, la stessa cosa. Mettono i tetti questo tipo per la compatibilità economica, non finanziaria. Questo tipo di manovra che è stata fatta e questo tipo di procedura che è stata utilizzata è una delle cose meno equo che esista, forse è la peggiore che esista sotto il punto di vista dell'equità. Che noi auspichiamo perché che mentre le persone che sono in in questa difficoltà, perché sono persone che magari
Sono in cassa integrazione, sono persone che sono in mobilità, sono persone che sono assistite, no, e che magari si vedono anche i versamenti volontari, tra le altre cose, e che magari si vedono proprio, dopo non si vedono più la possibilità che gli venga applicata questa deroga, perché magari vanno fuori. Assolutamente, c'è un'altra telefonata. Io dico che questa è una norma anche anticostituzionale. Secondo me non è legittima, bisognerà vedere anche questo. Però è stata fatta. Pronto? Pronto? Da dove chiama? Da Vicenza. Sì, dica. Sono Marinaccia. Volevo chiedere, con la nuova riforma, le donne nel 1952, quando potranno andare in pensione? Io ho 31 anni di contributi. 64. Sì, va benissimo, grazie. Quanti? Sempre quei casi o va con la pensione di anzianità anticipata, quindi con i 40 anni, con i 41 anni, un mese, 2 o 3 mesi, o va prima con la pensione di vecchiaia. 64 anni quindi. Sì, perché ad oggi è superato i 67 mesi. Assolutamente, infatti. Non a caso quella deroga lì è stata fatta per tutti quei lavoratori e lavoratrici che sono nati nel 52. Poi anche lì non capisco il 52, il 53, il 51. Vai. Più chiaro è questo: se maturi 20 anni come donna nel 2012 vai a 64 anni. Se maturi 35 anni come uomo nel 2012 vai a 64 anni. Però adesso lei deve fare un conteggio, la signora. Il motivo è che tu magari puoi arrivare, non avere i 40 anni, averne 39, con questo meccanismo qua non arrivi più, no? Devi aspettare i 67. Certo, infatti. Pubblicità, poi torniamo ancora insieme. Eccoci qua. Allora, signor Vascotto, sappiamo che lei tra l'altro ci deve lasciare purtroppo adesso, il Partito Pensionati. Faccia un po' le sue conclusioni ed un'osservazione da fare. Diciamo che in generale la situazione pensionistica sarebbe da riformare completamente, non è sufficiente pensare solo ai balzelli di età pensionabile, quando andare e quando non andare. Basti pensare alle persone, come diceva la telefonata prima, che chi ha lavorato 15 anni in pensione, ma c'è chi ha lavorato 14 anni che la pensione non ce l'ha, non l'ha mai avuta e mai ce la fa. Ci sono persone che lavorano 20-30 anni e poi per un incidente non ci sono più e questa pensione va persa. Ci sono questi contributi che vengono persi nei meandri dell'INPS e bisognerebbe un momentino anche capire se una persona nella sua reversibilità poi ha diritto a recuperare questa parte. Molto spesso le famiglie, almeno una volta, c'era il padre che lavorava e la madre che stava a casa. Siamo in età di persone che hanno 80 anni oggi che senza la pensione integrale della coppia, la morte del coniuge, chi resta non ce la fa. Insomma. E sono tutte cose da vedere quando poi si vedono che invece ci sono degli sprechi proprio sulle pensioni. Io credo che il governo dovrebbe intervenire lì, prima ancora che nel povera gente, prima ancora nelle pensioni, andare a tagliare veramente drasticamente quello che sono le pensioni d'oro nelle politiche, assolutamente. C'è un buco pauroso. Certo. Non sto a fare cifre, però se uno si prende in mano queste carte non è che si arrabbia, altro che forconi. Signori, certo. Le pensioni d'oro non sono proprio nella politica, sono nei boiardi di Stato. Sì, nei funzionari. Per capirci. Infatti, la ringraziamo ha ragione tantissimo. Su questa parte, lo Stato dovrebbe mettere un tetto massimo. No, ma ha ragione, perché effettivamente ci sono funzionari che prendono pensioni d'oro. Per onestà, insomma, di informazione almeno, nella manovra le pensioni alte vengono penalizzate con un contributo di solidarietà che va dal 5 al 15%. No, comunque va bene. C'è il contributo. Poi grazie signor Vascotto, anche... la ringraziamo, la salutiamo, sappiamo che lei deve... Dica, ha qualcosa da aggiungere? Sì, diciamo l'ultima cosa, io qua ho una cifra che è penalizzata del 15%, darebbe da vivere non so quanti, dico che al giorno qualcuno si prende 3.250 euro al giorno. Però almeno hanno fatto questo, dico io, poi sono d'accordo con lei che sono pensioni comunque molto alte, però almeno hanno iniziato... Servirebbe un tetto. Un tetto oltre il quale una pensione, cioè 3.000 euro al giorno è una cosa
Il tetto che non esiste col sistema comunque ma anche gli stipendi, direi che anche gli stipendi, perché chi è ricco a questo punto con 400.000 euro al mese di stipendio non serve la pensione. Assolutamente. No, questo ha ragione. Grazie molte signor Vascotto, buonanotte a questo punto. La salutiamo e la ringraziamo di aver partecipato. Grazie. Buonasera. Chiudiamo il nostro collegamento da Pordenone. Il contributo è importante perché ha sottolineato alcuni aspetti che effettivamente sono preoccupanti, cioè ci sono delle signore pensioni a fronte di altri che proprio hanno una pensione che non consente di vivere. Abbiamo una telefonata da Mestre, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Carisi. Sì, dica. Dunque, volevo sapere, mia moglie ha 7 anni di contributi, 7 anni e mezzo di contributi e ha 66 anni di età. Volevo sapere se gli aspetta la pensione, quando li può aspettare, se li aspetta la pensione. Certo, grazie del suo intervento. Beh, diciamo di no purtroppo, nel senso che se ha solamente 7 anni e mezzo di contribuzione, la vecchia normativa prevedeva 15. Di averne almeno entro il 92 15. Purtroppo l'ordinamento italiano prevede, non è come quello per esempio degli altri stati esteri. Se facciamo un paragone, come dicevamo prima, con gli altri stati esteri, vado via velocemente, là basta avere un anno di contribuzione e ti danno tutto quello che hai, normalmente è un anno di contribuzione. In Italia no, o hai raggiunto i 15 anni di contribuzione, vecchi 15 anni di contribuzione, che adesso o sono adesso 20. devi avere i 20 sono anni 20. che ci sono adesso. Sì. Ecco, l'unica cosa che può avere come titolo alla pensione sua moglie sarà eventualmente l'assegno sociale, però fa i conti anche con quello che è il reddito suo, nel senso che è un sussidio alle persone disagiate e quindi non è automatico che rispetta, lei deve avere un reddito che non superi un certo limite. Infatti, ecco, Assessore, un po' ribadendo quanto è venuto anche dei messaggi e ha detto questo signore poi cogliendo l'aspetto, una persona che comunque ha una certa età, 59 anni, 58, 55 come dicevano i messaggi eccetera, e che resta senza lavoro ma non ha maturato questi benedetti 20 anni, 15 anni se eravamo, che cosa farà? No, l'obiettivo è quello di dividere la pensione dalla vita lavorativa o la vita di una persona che perde il lavoro. Lì c'è un altro intervento e c'è l'intervento di quelli che noi oggi chiamiamo gli ammortizzatori sociali, che anche questi vanno riformati, perché se tu riformi una parte e metti in difficoltà maggiore un'altra parte, è chiaro che dall'altra parte devi fare una riforma capace di accompagnare. È chiaro che nessuno può essere lasciato... Ma la pensione sociale adesso che età... No, c'è 65 anni, però è collegata al reddito familiare, perciò... No, familiare, del coniuge. Sì, del coniuge. Però sono 10.000 euro. Ma se uno, per esempio, è da solo... Praticamente un intervento sulla povertà. Questo intervento assistenziale e comunque a 66 anni adesso con la tornando a tutte quelle persone che perdono quel lavoro, bisogna intervenire in 3 modi. Aspetta, fermola che non si sente. Il primo modo è di avere un sistema di ammortizzatori sociali, un sistema di mobilità che garantisca a queste persone per un periodo. A quell'età però non siamo vecchi, non siamo da rottamare. Esatto. Allora bisogna rientrare su progetti di ricollocazione, di riformazione. Certo che è una fatica, è una fatica, ma il problema dei problemi, è il problema. Ma anche il tempo che viviamo è questo, e su questo tempo dobbiamo agire così. Cioè, immagino un 65enne ricollocato in quale azienda? No, 65 no, perché ha la pensione sociale. Sì, no, ma dico... Ma un 55enne, un 57enne, oggi bisogna avere la capacità. Non è che sia impossibile, se prendiamo qualche altro stato estero, la Svizzera, tanto per capirsi, lavora con tanto tipo di mentalità. Un attimo solo che nel passato c'erano i lavori socialmente utili. Lo so, infatti. C'è un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera, dove chiama? Dalla provincia di Padova. Sì. Allora, volevo farle una domanda. Io faccio 60 anni a maggio, sono nato nel 52. Dal 2009 sono stata licenziata e non ho più trovato lavoro perché prima di tutto sei italiana e non ti prendono più su. Bene, allora io ho 32 anni, quasi 33 di contributi. Quando vado in pensione? 64, sempre solito. Ma se lei non sta lavorando? Allora la norma dice... Grazie signora. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Maturo entro il 31/12/2012 almeno 20 anni, lei li ha già in cassaforte, i 20 anni, vado a 64 anni di età.
quindi deve aspettare 64 ha versato anni. 32 anni di contributi e prenderà la pensione per 32 anni. Sì, chiaro. Una penalizzazione rispetto... Sì. No, non va con penalizzazione. Perché la penalizzazione scatta per i 62 anni oggi. Quindi tutto sommato la signora... La signora praticamente solo deve attendere 4 anni, perché 60 anni, se non ho capito male, 60 deve attendere 4 anni. Ecco, per le figure di andare anche lì. Però di andare sempre dal patronato a farsi la questione chiara. Diamo per scontato che è bene andare a un patronato sindacale per avere questi ulteriori chiarimenti. Però... Senegaglia, i precari, i giovani di adesso, si parla appunto tanto dei giovani eccetera, però comunque non si danno prospettive anche di continuità, perché anche la Marcegaglia ha detto facilitiamo anche le uscite, ha continuato a sottolineare fino all'ultimo facilità in ingresso ma anche in uscita dal mondo del lavoro, e quindi ci saranno sempre queste figure. Se alzando l'età pensionabile uno potrebbe dire certo. Il sistema rischia di bloccarsi, anche se in realtà non è così, no? Perché non è che a un posto che si libera di un pensionato entra automaticamente un giovane, non avviene questo, non è un sistema chiuso, il sistema deve sbloccarsi, e qui si sta appunto evidenziando il dibattito che è centrale, finalmente quello del costo del lavoro, e quindi anche che tipo di... Deve ripartire l'economia, Claudio, perché c'è c'è la parte del tema dello sviluppo e dall'altra parte il tema del costo del lavoro, il tema di che tipo di rapporto, appunto si sta parlando di contratto unico, di superamento del tempo determinato o della semplificazione di tutti i percorsi a tempo determinato. Ci sono diversi percorsi, adesso si sta parlando di semplificazione. È chiaro che se non c'è sviluppo, puoi parlare finché vuoi di questo non si liberano, mancano le opportunità poi, no? Però ecco, è fondamentale anche fare questo ragionamento sul costo del lavoro e soprattutto appunto sul fatto che un posto a tempo determinato possa essere meno vantaggioso in qualche maniera rispetto a uno a tempo indeterminato, in modo tale da spingere verso quella direzione, perché è un po' questo, no, che si sta profilando all'orizzonte, come fare in modo di superare il precariato, un conto è la flessibilità, un conto è il precariato, ed è su questo che tutti i ragionamenti si stanno focalizzando adesso, ed è su questo che si stanno giocando adesso le parti, l'incontro. Ecco, io devo dire che temo, anche vedendo quello che sta succedendo in questi giorni, una forte conflittualità sociale, un incremento anche di questa conflittualità sociale. Si è innescata. Il governo tecnico ha anche dei provvedimenti importanti, liberalizzazione, quello che sta facendo, però è chiaro che manca di quelle cinghie, se vuoi, di mediazione con le parti sociali, posso dire con la società, essere anche la fortuna. Quindi da una parte è un aspetto positivo, però adesso noi, per esempio, tutti gli autotrasportatori che prima avevano dei riferimenti, il sottosegretario X e il ministro Y, per i quali dialogavano e quindi tenevano buoni, adesso non avendo più riferimenti sta succedendo quello che sta succedendo, no? Dalla trattativa all'imposizione, dalla concertazione totale alla imposizione totale, è la via di mezzo che dobbiamo trovare. Quindi ecco, bisogna stare attenti anche i partiti che sostengono questo governo, sapendo che c'è un aspetto positivo e negativo, ma con responsabilità lo stanno sostenendo, devono svolgere, secondo me, in questo caso, chi lo sostiene con un po' di mal di pancia, chi lo sostiene con più determinazione, devono occuparsi anche di questi aspetti del rapporto con... Assolutamente, fermo là che c'è una telefonata che ci aspetta da Bassano. Pronto? Buonasera, sì. Parlo da Bassano, sì. Avete detto un sacco di cose che avrei voluto dire io un attimo fa. Ma volevo chiedere prima una precisazione, dopo fare una mia osservazione. Volevo chiedere se quei 64 anni per chi ha i 20 anni di servizio valgono anche per chi lavora nel pubblico o solo nel privato. Certo, va bene. Dopo mi risponderanno. Sì. E volevo dire un'altra cosa. Voi state parlando di pensioni, ma là i 4 che sono là non sanno che questa sera stanno rimescolando il sangue delle persone,
perché chi come me doveva fare domanda di andare in pensione adesso e a giugno finiva di lavorare con la pensione di anzianità e non avevo certo la pretesa che mi dessero la pensione che mi aspettava secondo la vecchia legge, ma potevano penalizzarmi anche di 100, 200, anche di 300 euro al mese, ma dovevano lasciarmi andare, perché chi ha fatto 36 anni di lavoro della nostra età del 52, la classe del 52, e che in questi 36 anni, anche se sono 40, ma i primi anni, metà di supplenza, eri a disposizione delle maestre che erano a fare la settimana bianca e noi eravamo là a supplire con la febbre perché altrimenti ti depennavano, e loro è gente che adesso ha 80 anni, che è da 40 anni in pensione, da 40 anni, e per loro sono i soldi. Certo. Allora mi domando, non potevano lasciarci con la penalizzazione almeno di poter andare? Gente come me che per 6 anni si è guardata, avete parlato degli anziani, hanno detto giusto che bisogna controllare se questi anziani sono guardati in casa, avete detto giusto che ci sono i figli che sono preoccupati che non spendano per avere l'eredità, ma io di questo proprio non mi sento toccata, perché ho fatto 6 anni, 3 anni con un Alzheimer e una demenza senile, e poi 3 anni con mio papà con la demenza senile, che non avevo neanche 3 ore all'anno per andarmi a tagliare i capelli, tenendo su un lavoro da insegnante e guardandomi la famiglia, e adesso mi guardo le gambe che scoppiano e devo farmi ancora 4 anni di lavoro. Io dico siano maledetti quelli che hanno votato una cosa del genere, dico proprio maledetti, e mi auguro che ci sia una giustizia divina a questo punto, perché non ho nessuna pretesa, ma come ci sono i soldi per la gente che ha ancora il retributivo e prendono 50.000 euro al mese e hanno la pensione con retributivo, e di questo sono sicura, e non c'è la pensione di 1.000 euro al mese per me con 36 anni di servizio, con la vita che ho fatto. No, chiarissimo signora. Grazie, grazie del suo intervento, adesso vediamo anche di rispondere. Voglio sapere dalla regia se c'è anche un'altra telefonata. Sì, in linea. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Chiamo da Verona. Sì, dica. Senta, volevo sapere, siccome che io sono del 52 e so che andrò in pensione a 64 anni, però quando hanno fatto questa riforma avevano detto i signori della sinistra che con la proroga che stanno facendo adesso, le 1000 proroghe, forse vedevano anche per la nostra pensione, però non sento parlare. Infatti mi sembra che non sia nel decreto 1000 proroghe. Grazie del suo intervento. Vediamo di rispondere alla... Qui non è la sinistra. Le richieste che sono state avanzate sia dalle forze sociali, dalle forze politiche, in modo particolare del sindacato, però che chiedono delle modifiche. Certo. Però se noi non sappiamo quanti contributi ha maturato questa signora qui, non siamo in grado di dargli una risposta. Certo, comunque non rientra nel decreto 1000 proroghe modificare il discorso dei perché se lei ha iniziato a lavorare, è del 52 e ha iniziato a lavorare a 15 anni, a 16 anni, lei praticamente non ha nemmeno il problema, perché ha maturato i requisiti nel 2011. Maestra, la seconda telefonata, ha detto che lei è nata nel 52, però noi non sappiamo quando ha iniziato a lavorare, dobbiamo dare un'informazione completa. Allora è bene che la signora si rechi a un patronato, portando con sé la documentazione attestante il numero dei contributi versati. Assolutamente. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto. Dove chiama? Buonasera, da Venezia. Sì, dica. Maurizio, buonasera. Buonasera. Niente, io sono del 52, faccio 60 anni e 40 anni di contributi qui a giugno. Volevo sapere dai signori, che saluto, se per caso ci fosse qualche uscita, magari con una penale di qualche anno prima invece dei 42 anni, questo volevo sapere. Grazie. Prego. O va con i 42 anni, oppure deve attendere 64 anni. 64 anni, nessuna speranza. Questo è proprio quello fregato più di tutti. Esatto, infatti, prima mi dispiace purtroppo, mi sembra tipo del gioco dell'otto. Un lavoratore dipendente a 42 anni. Senaggiotto, la telefonata della signora di prima coglie nel segno anche quanto... Sì, mi ha colpito un po', perché parliamo di quella che ha 36 anni, che ha fatto l'insegnante, che ha fatto anche a casa aiutato gli anziani. Che poi lei ha fatto una vita particolare, si è assistita la mamma, il papà, tutti e due con una demenza e poi un Alzheimer, il primo. Perciò è difficile. Io credo che la stessa Fornero, che io non sono il più adatto a difendere, perché sinceramente non sono il più adatto a difenderla.
che anche lei abbia una forte sofferenza rispetto a questi casi, che però questo Paese per 30 anni, cioè le nostre generazioni, ne hanno fatte di tutti i colori. Si sono fatti le pensioni baby, sono andati in pensione a 36 anni e oggi ne hanno 70 e sono ancora in pensione. Cioè ne abbiamo fatte di tutti i colori, forse io del 55 un po' troppo piccolo, ma quelli nati qualche anno prima, tutto perché anche il sistema politico mondiale era diviso in blocchi e perciò il consenso dell'Occidente andava garantito sociale, anche con questi strumenti, tutto l'insieme. E adesso però dalla sera alla mattina ci si trova in questa situazione. Ci si trova dove non è un problema della Fornero, perché non è che la Fornero dobbiamo dare tutte le colpe. Lei ha preso un sistema, gli ha dato un equilibrio sapendo che interveniva come nell'ultimo e con quella signora, che questi dovevano pagare un prezzo. Vede, quando i tassisti dicono ma io ho pagato 100.000 euro 4 anni fa una licenza, questi signori che perdono 80.000 euro in 4 anni perché non vanno in pensione? Chi glieli dà a questi signori? Perciò tutti dobbiamo metterci qualcosa di nostro. Però forse ci sono categorie, come arrivano tanti messaggi continuamente, che sono sicuramente molto privilegiati, sempre i soliti noti, tetti superiori. Proviamo a fare degli esempi. Io dico che l'errore commesso, le pensioni doveva mettere il tetto a 10.000 euro al mese e chi prendeva 60 andava a 10. Questo io l'avrei condiviso e accettato. Anche se il sindacato dice, ma tu hai pagato i contributi, ho capito io. Tu sei stato più fortunato degli altri, chiusa la partita, quando hai 70 anni, se torni 10.000 euro. Noi siamo per l'equità, siamo per i tetti anche noi. C'è un tetto contributivo. Ma c'è una soglia di decenza. Scusate, solo un attimo, 2 telefonate. Pronto? Pronto? Sì, da dove chiama? Da Rovigo. Sì, prego, dica. Io ho appena seguito il signor Celagiotto lì, che adesso ha detto una cosa veramente sacrosanta, che ne hanno fatto di tutti i colori e adesso qualcuno deve pagare, però loro, quelli che hanno fatto tutti i colori, non pagano mai. Questo è purtroppo. Io do ragione a Monti, ai politici, ne avete fatto di tutti i colori. Noi cittadini, io sono un cittadino, penso di essere abbastanza libero, mi sono rotto le scatole perché ne avete fatte troppe di triste per noi, anche se qualcosa abbiamo fatto, abbiamo fatto la casetta con i sacrifici eccetera, però adesso per andare in pensione che prendo 1.000 euro al mese me ne vogliono 1.600. Io vorrei sapere, visto che c'è un presidente, un direttore, dei dottori, e poi il servizio, ci sono delle lacune che sono enormi. Io vorrei sapere perché costa così troppo andare, poi c'è 1.600, ha detto il signore, poi altri 1.600. Ma io dico, ma tutti questi soldi a dove saltano fuori? Gli argomenti certamente non mancano, perché potrei parlare di tante cose, ma so che sono tanta gente che vuole dire la sua. Ma gli sembra che noi in generale, penso in generale, anche perché gli italiani non interessa niente a nessuno delle pensioni, credono di comprare sempre senza avere bisogno delle case di riposo, tutti superiori, siamo tutti superiori. Quando ci accorgiamo che andiamo dentro, vediamo come è messa la cosa, cosa hanno fatto, cosa ci hanno lasciato. Certo. Noi vogliamo io personalmente vorrei partecipare di più alla vita del paese, non solo per andare a votare. Per fare gli interessi che fate voi e per noi anche, però malamente per noi più per voi, come ha fatto Monti adesso. Tornare sempre a attaccare sempre gli stessi, quelli che hanno i soldi, è stato chiaro. Bisogna andare sempre a quei. Va bene. Bisogna sempre gonfiarli bene qui che i soldi, no? Va bene. Grazie del suo intervento. Dice che se vuole partecipare alla vita sociale di questo paese politico lo può fare. Ecco, se c'è una cosa che in questo nostro paese, soprattutto in questo nostro Veneto, se tu decidi dalla tua comunità, decidi di partecipare, puoi partecipare poi a elezioni comunali, c'è uno spazio. Dopo, molto probabilmente questo signore... Poi sul volontariato è uno spazio aperto. Anche nel sindacato, esatto. Questo signore molto probabilmente ha lavorato molto nella sua vita, si è fatto una casa, l'ha anche riconosciuto. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Da dove chiama? Buonasera. Sì, buonasera, chiamo da Vicenza. Sì, dica. Sì, volevo sapere se i signori che sono presenti in studio sono politici o sono funzionari dell'Inps che rispondono ai quesiti per quello che riguardano le pensioni? No, sono figure politiche. Sono figure politiche. Diciamo tra virgolette, poi c'è anche il sindacato. Non siamo comunque funzionari dell'Inps. Due sindacati e due politici. E infatti cerchiamo di dire non fateci domande specifiche, bisogna andare al patronato. Io mi sono sintonizzata da molto, ho sentito molte domande personali. No, ma infatti bene non farle. Questo penso che sia emblematico di quello che riguarda l'Italia. Ognuno tiene al suo orticello. Quando è contento lui, del resto non gli importa nulla, no? Allora, i politici che sono lì, e come quegli altri che sono in altri posti, diciamo forse più importanti,
non è che ci vuole molta intelligenza a capire che le pensioni baby, le pensioni d'oro siano state così ingiuste e inique per quello che riguarda il benessere dello Stato, esatto? E di conseguenza tanto hanno fatto quelli importanti, tanto stanno facendo loro. Cioè venire qua a dire che il governo Monti fa delle cose ingiuste è palese. No, è chiarissimo, signora. Capisci cosa voglio dire? Sì, e sì, dopo sì, c'è un'altra cosa che mi infastidisce molto per quello che... Prego? Veloce, che abbiamo poco tempo a disposizione. Velocissima. C'è uno spot pubblicitario che mi infastidisce tantissimo, che è quello del famoso evasore fiscale. Sì. Allora, è una guerra tra poveri. Sembra che uno si debba entrare a fare la spia tra il vicino che mangia 3 volte alla settimana tortellini. Esatto? Allora, diciamo così, il governo Monti a tutt'oggi ha al suo interno 3 elementi che già i giornali hanno cominciato a parlare, 2 sono caduti. Dica subito, arrivi alla conclusione. Allora, se uno non sa tenere d'occhio il suo governo di 12 elementi, come può tenere d'occhio l'Italia? Mi chiedo io. Va bene. Va bene, grazie signora. Comunque non siamo noi responsabili delle pensioni baby, che poi si crea confusione. La storia risale agli anni 60, quindi non c'è comunque una responsabilità da parte del sindacato e presumo nemmeno degli amici qui presenti della politica. No, ma io interpreto le domande anche personali, no? Con la difficoltà di capire fino in fondo la manovra che è stata attuata e quindi con la necessità anche di avere una maggiore informazione corretta, eccetera. Dopo, i politici anche qui non sono una classe, sono persone che si dedicano alla politica. Allora ognuno porta il suo contributo, ognuno ha fatto la sua storia, ognuno si deve caricare delle sue responsabilità. Io devo lanciare la pubblicità, devo interrompere un attimo, poi torniamo su questo discorso perché siamo in ritardo di pubblicità. Pubblicità, poi torniamo ancora insieme, gli ultimi minuti. Eccoci qua, allora abbiamo pochissimi minuti a disposizione. Voglio ricordare tanti telespettatori perché abbiamo tantissime telefonate in attesa, non possiamo dare risposte specifiche, 40 anni, 35, del 52 o meno, perché sono casi, come giustamente diceva sia il sindacato che anche Piacentini, casi troppo particolari e rischiamo di fare un errore, non ci sono le persone né le situazioni competenti, per cui rivolgetevi al patronato dei sindacati assolutamente, col vostro caso specifico, con le date, con tutta la documentazione per avere delle risposte. Noi possiamo intervenire parlando di politica generale, l'osservazione della signora, il caso umano è interessante comunque, Assessore, perché rivela uno spaccato di società che fa riflettere, quindi sono cose importanti. È uno spaccato della nostra società che dobbiamo conoscere. Assolutamente, per poter risolvere certi problemi. Quella telefonata dovreste mandarla in onda spesso perché fa capire anche la drammaticità della situazione. Si trovano sole quando hanno di fronte a queste situazioni qui di Ed è quello che diceva la donna che si trova aggravata di un onere particolare. C'è un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Buonasera, da dove chiama? Telefono da Verona, senta, dica. Io ho 56 anni e già un anno che sono in mobilità. Nel 2013 praticamente faccio 40 anni di lavoro. Volevo sapere quando vado in pensione. Grazie del suo intervento, però vada al patronato del sindacato a informarsi bene. Allora può essere uno dei casi che rientrano tra coloro che nel mille proroghe potrebbe essere salvato. No, anche quello che dice la manovra sono i cassi integrati, mobilità, quelle situazioni particolari che hanno trovato forme di contrattazione e che sono dentro gli ammortizzatori sociali e che hanno la corsia preferenziale che li accompagnano verso il pensionamento. Quindi anche lì però è bene che si rivolgano al sindacato di categoria perché hanno sottoscritto l'accordo per la crisi aziendale o per le difficoltà, o al patronato per avere i chiarimenti. Anche quelli lì sono i casi che è bene che si rivolgano al patronato. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buonasera. Sì, scusi. Dica. Allora, io volevo farvi una domanda. Faccia. I giovani di oggi che iniziano a lavorare e vengono chiamati a lavorare con contratti di 2-3 giorni settimanali, quando arriveranno ad avere sta benedetta pensione? Grazie del suo intervento, è quello che abbiamo detto questo noi. Questo è il problema, vero? Saranno costretti poi con il contributivo. Loro avranno solo il contributivo, però se non hanno una stabilità occupazionale non avranno praticamente nulla. Ipotizziamo che arrivino a un certo momento alla stabilità occupazionale, c'è anche la pensione integrativa obbligatoria per riuscire ad avere poi una pensione decente. Esatto, ma questi graveranno sulla società? Ci saranno casi sociali? Dobbiamo, il ragionamento fatto adesso dal collega Senigaglia, se poi uno dopo 5 anni trova un lavoro fisso,
lì c'è quasi un obbligo da parte della società di indicare, della politica, di chi governa, di indicare la pensione integrativa. Perché se no la società non ce la fa. Ma con cosa la paga? No, ma ho parlato di stabilità. Se si è stabilizzato il lavoro, certo, dovrebbe di solidarietà 100 euro che dovrebbero andare. Certo. Noi avevamo un sistema a ripartizione fino a fine 2011. Sì. Poi col sistema adesso che parte, col contributivo, abbiamo un sistema individuale. Certo. Infatti il sindacato cosa propone? Propone che almeno in prospettiva questi giovani abbiano almeno il 60% di copertura previdenziale. Certo, poi vediamo le quantità. Assolutamente. Ci vuole un sistema a ripartizione attraverso la solidarietà tra chi lavora e chi si trova in queste bisogna farlo assolutamente. difficoltà. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buonasera, dove chiami? Buonasera, sono Gianni da Mestre. Sì. Praticamente io sono in disoccupazione da agosto 2011 fino a luglio 2012, maturo nel frattempo 40 anni di contribuzione a aprile 2012 e naturalmente avrò 56 anni di età. Cosa mi aspetta? Premesso, sono in disoccupazione figurativa naturalmente per l'INPS e per cause di trasferimento aziendali. Grazie. Grazie del suo intervento, Cusin. Beh sì, se ho capito bene questo qua dovrebbe far parte, essendo in trattamento economico di sussidio, dovrebbe far parte di quelle che sono le deroghe e quindi dovrebbe andare con la vecchia normativa di fatto. Ecco, dovrebbe però, andare con la perché la vecchia normativa prevedeva i 40 anni di pensione più un anno più 6. Ecco, infatti. Ultima telefonata, pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Da dove buonasera. chiama? Da San Emiliano. Sì, dica. E niente, io ho 52 anni, sono disoccupata da 3 e secondo la nuova normativa dovrei andare in pensione a 66-67 anni. Nei prossimi 16 anni cosa faccio? Dato che qui in Italia alle donne non si dà lavoro, quando hai più di 45 anni... Signora, quanti contributi ha versato? Quanti anni di contributi ha versato? Io ho lavorato solo stagionalmente la maggior parte delle volte, non ho fatto tutto l'anno. Avrò in totale una decina, 12 anni di contributi. Ecco, infatti questo Però rappresenta... io voglio lavorare, non voglio che lo Stato mi assista, voglio lavorare. Deve raggiungere i loro 20 anni di contributi. Grazie signora. Ma questi casi qui che saranno sempre più numerosi... E poi va con l'età anagrafica? Infatti. Cioè, intanto deve maturare i 20 anni, almeno si dà, e poi va. Il problema signora è entrare nel mondo del lavoro. Entrare nel mondo del lavoro, e quindi riqualificare, fare qualche corso di formazione in modo tale da ampliare le conoscenze. Ma secondo voi servono? C'è possibilità per questi casi? Perché sono persone tipo le stagionali. Bisogna affrontare questi percorsi. Bisogna puntare che chi cerca lavoro e chi dà lavoro si ritrovino sempre di più. Perché ci sono dei momenti dove chi cerca lavoro e chi dà lavoro non si incontrano. La sfida... No, ma ci sono condizioni, però deve crescere l'economia, il problema è sempre là. Se cresce produciamo ricchezza e produciamo posti di lavoro per i meno giovani e per i giovani. Se non cresce l'economia siamo tutti in difficoltà, perciò bisogna detassare il lavoro. Bisogna detassare il lavoro. Poi in alcuni casi difficili c'è anche un percorso magari protetto dove assieme al comune, l'assistente sociale e il centro per l'impiego si cercano di combinare domanda e offerta e quindi di attivare una specie di accompagnamento all'inserimento lavorativo. È chiaro che siamo di fronte a casi particolari difficili, però insomma perdere il lavoro, non avere più lavoro a 52 anni è già molto difficile il reinserimento. Orientare anche e quindi forse potrebbe essere anche utile rivolgersi al comune per capire se c'è qualche progetto magari con il centro per l'impiego in modo tale da avere un accompagnamento al lavoro. Infatti, sono situazioni però gravissime dal punto di vista sociale, assolutamente. In conclusione, come sindacato cosa sente di dire? Che facciamo un po' l'ultimo giro, rapidissimo. Per quanto riguarda la manovra ne abbiamo già parlato a sufficienza. No, un consiglio proprio rapidissimo. Il discorso è che bisogna riprendere in mano tutte queste persone che sono state stritolate da questa situazione. Perché chi è già in pensione secondo me tutto sommato è fortunato adesso. Esatto. E chi si trova come può la anche signora, dire che chi è in pensione è fortunato. No, ecco, la cosa che dobbiamo passare sicuramente è attraverso un momento di sviluppo, perché se non abbiamo giusto come diceva lo sviluppo è inutile che ci
ci raccontiamo le favole, insomma. Bisogna passare di lì, bisogna fare delle politiche serie, bisogna che tutti quanti facciano il loro compito, nel senso che ci sono anche persone che si rifilano da quello che è il loro senso di responsabilità. Noi stiamo facendo, per esempio, come pensionati, per vedere il welfare è una cosa data, che anche questo è un aspetto che non abbiamo toccato, ma ecco, che è un po' dimenticato in questo periodo, però con i sindaci no. Le prime cose che ci dicono, adesso non stanno facendo il bilancio di previsione, viene il ragazzo, chiedemi il posto di lavoro, ma insieme a quel ragazzo adesso viene anche il papà. Allora, da dove partiamo? Aspettiamo che le cose si risolvino da Roma? Secondo me no. E no? Quindi? Secondo me bisogna che tutti quanti ci diamo da fare, ognuno per il proprio compito e ognuno al proprio posto, compreso le persone che hanno disponibilità a fare gli imprenditori come si faceva una volta, non per tanto tirare fuori dei modelli vecchi, no? Ma se io all'interno del mio comune ho delle persone che possono investire, perché non investiscono nel mio comune? Certo, chiarissimo. Piacentini, in chiusura, una battuta rispondendo anche a chi ci sta scrivendo, che dice perché non togliamo completamente il sistema e facciamo fare adesso le persone un'assicurazione che si arrangino, visto che almeno guadagnano tutti i soldi, il doppio, senza pagare niente in tasse e nessuna trattenuta in tasse. Sì, allora bisogna ripartire quasi, non dico da zero ma quasi, bisogna mettere su un tavolo, grande tavolo, la politica, il sociale, il mondo imprenditoriale, il mondo che rappresenta i lavoratori, il mondo che rappresenta i pensionati. Bisogna ripartire con un sistema di massa critica positiva, soprattutto puntando a realizzare appunto dei percorsi certi di ripresa produttiva. Sono fattibili proprio in chiusura, perché siamo Sì, sono fattibili fuori tempo massimo. Se ognuno di noi si mette a disposizione della collettività. Dico questo perché non è sostenibile che in questo paese ogni anno si evadano quasi 250 miliardi di euro. Questo è il punto. Ma c'è perché c'è un problema di risorse. Certo. Allora, se abbiamo quelle situazioni che abbiamo sentito qui, se il comune, se l'assessore alle politiche sociali non ha le risorse, non interviene nel caso singolo e nemmeno nei casi collettivi, bisogna recuperare risorse. Allora bisogna che ognuno di noi faccia la propria parte. Sì. Di chiusura, non per contraddire, per condividere con lui che le tasse vanno pagate. Poi c'è un altro fatto, bisogna riorganizzare lo Stato. Non può questo Stato costare come un mostro. No, infatti, quello è un altro discorso. Allora le due cose stanno insieme molto bene. Sì. Uno Stato leggero, minore Stato, migliore Stato, più società. E allora una società paga tutte le tasse, si detassa il lavoro e si pagano le tasse sulle rendite. Più soldi ai comuni? Sì, no, però i comuni non possono essere 8.500 ma devono essere 2.500. Cioè la sfida di questo grande tavolo è dove nessuno guarda chi ha responsabilità politiche e da classe dirigente, nessuno guarda dove sta, ricostruisce la nuova organizzazione dello Stato, la nuova organizzazione della società, poi può lui anche trovarsi fuori. Ma va bene così, ma non può pensare prima a lui e poi riorganizza la società. Grazie mille. Allora noi ci scusiamo con i telespettatori che non sono stati richiamati perché veramente sono troppe le telefonate, il tempo a disposizione non ci consente. Sostanzialmente, anche leggendo i tantissimi messaggi arrivati, sono tutti casi molto particolari. Ci ponete delle domande relativamente a età contributiva, eccetera. Lo ribadiamo veramente col cuore perché è molto importante. Andate nel sindacato dei pensionati che preferite, ce ne sono diversi, sul territorio un po' ovunque, possono risolvervi il problema, confrontate i vari sindacati se non vi fidate, perché per carità anche i patronati quant'altro, però ci sono questi servizi di assistenza che sono specialistici per chi va in pensione, chi andrà in pensione o chi è già in pensione. Non si possono rispondere a domande specifiche nell'arco delle trasmissioni, qualcosa è stato fatto ma è molto rischioso. Io ringrazio i nostri ospiti di essere intervenuti, grazie veramente, io ringrazio voi naturalmente aver partecipato con le vostre telefonate, con i vostri messaggi. L'appuntamento come sempre è al martedì prossimo, probabilmente ci sarà il calcio che avrà la parte da Leone, quindi noi ci vedremo tra 2 martedì, un altro tema altrettanto importante, ma io ci sono sempre alle 12:40 ogni giorno su TV7. Vi ricordo domani mattina dalle 7 alle 10 l'appuntamento con TV7 alle 7, non mancate, anche lì telefono aperto perché la nostra emittente dà la possibilità a tutti di intervenire. Grazie ancora e buonanotte. Buonasera. Buonasera.